Che viene dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale. Grazie. A lei la parola. Grazie mille. Si sente? Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi proseguiamo nel percorso di inquadramento al convegno con una sessione dal titolo appunto I quadri generali, già avviata appunto stamattina. La prima relazione è del professor Luigi Andrea Berto della Western University del Michigan e ha come titolo Da Grimoaldo a Grimoaldo IV, fonti e tendenze storiografiche. Prego. Grazie. Dato che ci troviamo in Friuli e il convegno è sui Longobardi e l'obiettivo del mio intervento è esaminare la discrepanza tra quello che riportano le fonti sui vari Grimoaldo e come quelle fonti siano state interpretate, comincio la mia comunicazione con un aneddoto su un esame scritto tenutosi all'Università Ca' Foscari di Venezia alla fine del 2000. Alla domanda chi era Paolo Diacono, una studentessa iniziò il suo saggio con queste parole: Paolo Diacono, nato a Montecassino in Friuli. Non c'è molto da ridere se si tiene conto che, secondo una mappa di un manuale universitario di storia altomedievale in inglese, Grado si trova in Istria. Non essendo quella studentessa la leader di una prestigiosa scuola storiografica, la sua affermazione su dove si trovano Montecassino e il Friuli, per fortuna non è stata citata da nessuno e soprattutto non ha modificato la posizione di quei luoghi. Ci sono stati tuttavia dei casi in cui l'errata lettura di una fonte si è sostituita a quanto la fonte riporta, perché essa era stata espressa da uno studioso ritenuto essere prestigiosissimo e per essere incentrata su una metodologia reputata essere estremamente raffinata e all'avanguardia. Basandosi sul cosiddetto linguistic turn e sull'indimostrabile assunto che Paolo Diacono aveva scritto la Historia Langobardorum a Benevento per Grimoaldo III, in un libro del 1988 sui più importanti storici dell'Alto Medioevo, il portabandiera della pseudoscuola di Toronto ha sostenuto che numerosi episodi dell'opera dello storico longobardo, soprattutto quelli riguardanti Grimoaldo, riflettevano una situazione che corrispondeva più alla seconda metà dell'VIII secolo che a quella del VII secolo. Questo riguarderebbe soprattutto il tentativo dell'imperatore bizantino Costante II di conquistare il Ducato di Benevento durante il regno di Grimoaldo. Quell'evento avrebbe incredibili somiglianze con i primi mesi di governo di Grimoaldo III, quando un esercito bizantino era giunto nel sud Italia probabilmente con l'intento di appropriarsi di alcune delle zone del regno longobardo che erano state conquistate dai Franchi. Paolo Diacono avrebbe scritto l'episodio su Costante II in quella maniera per invitare Grimoaldo III a non schierarsi coi bizantini, perché non ci si poteva fidare di loro. In realtà, se si leggono le fonti, non c'è alcuna somiglianza tra i due episodi. La principale differenza è che in quello dell'VIII secolo, tra le file di bizantini, c'era Adelchi, figlio di re Desiderio e zio di Grimoaldo III, mentre in quello del VII secolo un personaggio di questo tipo è completamente assente. Oltre a costruire castelli di carte su Grimoaldo e Grimoaldo III, basati su altri castelli di carte, questo studioso ha anche menzionato un'errata lettura di una fonte che vale la pena segnalare, perché indica una rilevante incomprensione della storia dei Longobardi. Egli infatti ha affermato che la morte del principe Arechi II, Carlo Magno, per permettere a Grimoaldo III, il quale si trovava presso la sua corte come ostaggio, di tornare a Benevento e diventare il nuovo principe, gli aveva fatto giurare di porre il nome del re dei Franchi sui suoi documenti e sulle sue monete e di tagliarsi la barba secondo lo stile dei Franchi. Nella fonte, si tratta della cronaca di Archemperto, però si riferisce che Carlo Magno aveva chiesto di fare radere i Longobardi e soprattutto si aggiunge che il figlio di Arechi II
aveva mantenuto soltanto la prima promessa, dopodiché si era ribellato al dominio dei Franchi. Tale passo è estremamente importante perché l'autore di quel testo voleva sottolineare che, a differenza della prima promessa, la seconda era troppo legata al nucleo dell'identità longobarda. Come ha indicato dar conto delle origini di quel popolo, il loro nome significava lunghe barbe e pertanto Grimoaldo III non poteva obbedire senza dover rinunciare a essere un longobardo. Passiamo ora alla maniera in cui è stata interpretata una fonte che riguarda Grimoaldo IV. In un convegno del Centro Italiano di Studi dell'Alto Medioevo, tenutosi nel 2002, il più prestigioso esponente della cosiddetta Scuola di Vienna, elogiata da vari studiosi per la sofisticata metodologia utilizzata nello studio delle identità etniche nell'Alto Medioevo, ha dedicato il suo intervento all'identità dei Longobardi. Per indicare quanto sofisticata e innovativa fosse ritenuta quella metodologia, è sufficiente citare un brano del primo intervento di quel convegno, tenuto dal più affezionato sostenitore italiano di quelle interpretazioni. Qui cito: l'approccio etnico alle problematiche dell'Alto Medioevo è molto datato, se noi lo confrontiamo con le tendenze storiografiche dominanti a livello internazionale, e rischia di rinchiudere le ricostruzioni dell'Alto Medioevo italiano in un ghetto incomunicabile con l'esterno. Non conosco personalmente tutti i presenti, ma dai vostri nomi deduco che qui il ghetto è ben rappresentato e quindi saluto il ghetto. Gran parte dell'intervento dello studioso della cosiddetta Scuola di Vienna fu dedicato a sottolineare la debole identità coesione presente tra i Longobardi. Per provare ciò, egli esaminò anche un esempio riguardante l'Italia meridionale, e qui cito: nel secolo IX, i Longobardi di Spoleto e quelli di Benevento avevano assunto un'identità ben diversa. È il caso del principe Sicone di Benevento, che secondo il suo epitafio era bardorum gente e natus in Ausonia. Malgrado questa origine longobarda e italiana, a Benevento fu percepito come straniero. Il cronico Salernitano racconta come Sicone, un vir insignis da Spoleto, in fuga da Re Pipino d'Italia, arriva a Benevento per continuare la fuga a Costantinopoli in extra gentes. Il principe Grimoaldo lo invita a restare e l'incarica col gastaldato di Acerenza, ma comunque viene visto dai beneventani come uno straniero e si lamentano. Quella città sarebbe dovuta toccare non a dei forestieri, ma a persone nate a Benevento. Il racconto dettagliato del cronico è una parabola notevole su come un exterus, un extracomunitario, prende il potere a Benevento. Potrebbe sorprendere che lo straniero era un longobardo, spoletino, a Benevento. Chiara indicazione della regionalizzazione dell'identità longobarda nei ducati di Spoleto e di Benevento. Fine della citazione. Prima di tutto si segnala il poco attento uso delle fonti compiuto dallo storico viennese. Nell'epitafio di Sicone, composto con ogni probabilità alla morte di questi nel 832, si mette in risalto che Sicone era nato dopo la conquista franca del regno longobardo e che sua madre aveva deciso di portarlo in una terra che non uccisse il suo figlio. Secondo tale testo, il duca e poi principe di Benevento, Arechi II, aveva allevato Sicone come un figlio e che sperava che egli diventasse il suo successore. Quest'ultimo sarebbe dunque cresciuto a Benevento. La fonte più prossima agli eventi smentisce quindi quanto ricordato nel cronico salernitano, che fu scritto verso la fine degli anni 70 del X secolo. Molto più rilevante è il particolare che agli inizi del racconto presente nel cronico salernitano non si fa alcun cenno all'etnicità di Sicone. Si riporta solamente che abitava a Spoleto e che le calunnie nei suoi confronti presso Re Pipino lo avevano indotto a lasciare la sua casa e a recarsi a Costantinopoli. Non si era perciò di fronte a un longobardo in fuga dal regime dei conquistatori franchi. Agli inizi, il principe di Benevento, Grimoaldo IV, infatti motiva la sua scelta di accogliere Sicone soltanto perché non si poteva permettere che un uomo così insigne e nobile se ne andasse presso stranieri. Occorre tuttavia segnalare che allorché il principe comunica al fuggitivo che può rimanere, dice a Sicone: tu sei carne nostra.
E pertanto quella frase indica che anche la solidarietà tra appartenenti allo stesso popolo aveva avuto un ruolo nella decisione di Grimoaldo IV. Per quanto riguarda il malcontento dei beneventani, essi si erano lamentati perché proseliti, ossia nuovi arrivati, avevano ottenuto la prestigiosa carica di Gastaldo di Acerenza. Secondo loro, quella posizione sarebbe dovuta aspettare a persone nate a Benevento. La circostanza che Sicone era uno straniero è dunque posta in risalto nel momento in cui gli viene concesso il controllo di una circoscrizione del Principato, atto che andava ovviamente a detrimento dell'aristocrazia locale. L'accusa a una persona di non avere il diritto, in quanto straniero, di ottenere qualcosa ritenuta spettante agli autoctoni in quanto tali, e il porre l'accento in simili situazioni sul fatto che il nuovo venuto è appunto un estraneo, sono reazioni comunissime, delle quali si può trovare riscontro in varie epoche e parti del mondo. E questo vale sia che la persona in questione appartenga a un popolo diverso, sia che faccia parte ad un'altra comunità. Le osservazioni dello storico austriaco, che miravano a rimarcare l'assenza di una forte identità longobarda, sono dunque fuori luogo, perché invece di esaminare quello che la fonte riporta, ha preferito seguire le sue idee preconcette e solidità dei longobardi. In conclusione, si può quindi affermare che, a differenza della studentessa che ha molto creativamente mescolato due informazioni, nella loro foga di essere in grado di impiegare sofisticati metodi di indagine, i due professionisti dello studio del passato hanno trascurato di tenere conto, o forse sarebbe meglio dire, non hanno compreso le informazioni riportate dalle fonti da loro esaminate. Ispirandomi alla parola presente della celebrazione di domani, 25 aprile, propongo di liberare gli studi sui vari Grimoaldo dalle loro conclusioni e tornare a leggere con attenzione quanto riferiscono le fonti e cercare di fare la stessa cosa per altre valutazioni espresse da quegli studiosi. Poiché non desidero farmi passare per Savonarola degli studi altomedievali e nemmeno per il guardiano della storiografia altomedievale, ripeto un invito espresso qualche anno fa in occasione di un convegno del Centro di Studi Longobardi. Ridiamo di queste cose e speriamo che una risata le seppellisca. Grazie alla vostra attenzione e buona risata. Dunque, ringraziamo il professor Berto per questo intervento che in cui una parte anche molto utile è secondo me la seguente, cioè questo intervento mostra come anche per questioni lontane nel tempo, anche se non nello spazio, ci può essere davvero una passione interpretativa che a volte distribuisce su diversi fronti degli storici valenti, ecco, degli storici molto prestigiosi. Immagino che lo storico austriaco magari poi risponderà, o comunque sarebbe bello anche avere, se è possibile, un momento di confronto su questi temi. Chiamo adesso a relazionare il professor Florian Hartmann della Aachen University, che parlerà di Grimoaldo nelle fonti documentarie. Hartmann è un esperto di epistolografia, di ars dictaminis, uno dei massimi esperti di questo settore, e anche delle relazioni tra oralità e scrittura, per cui è un tema che affronta con cognizione di causa, direi. Sì, grazie per l'introduzione. Vorrei ringraziare anche cordialmente per l'invito, per l'opportunità di parlare e anche per l'organizzazione di questo freddo, così mi sento quasi a casa in Germania. Allora, comincio su Grimoaldo nelle fonti documentarie. Grimoaldo nelle fonti documentarie. Si tratterà di una relazione breve, non c'è molto da raccontare. Delle fonti storiografici sentiremo molto, e abbiamo sentito molto in questi giorni, in particolare naturalmente di Paolo Diacono,
come il testimone più importante. Non mi soffermerò su di lui, poiché Gabriele Archetti mi ha chiesto di parlare delle fonti documentarie sole, cosa che faccio volentieri. Di queste però abbiamo solo pochissimi esempi. Tuttavia è noto che le fonti documentarie sono importanti, considerando quanto problematiche possono essere le fonti storiografiche, anche la Storia Langobardorum di Paolo Diacono. Perché da dove Paolo ha ottenuto le sue informazioni rimane spesso incerto. Un confronto con l'Origenes Langobardorum mostra, ad esempio, che Paolo ha integrato arbitrariamente la sua fonte e che ha aggiunto affermazioni proprie. In alcuni punti la libertà con cui tratta la verità è evidente, in altri casi la sua inaccuratezza è plausibilmente spiegabile. Spesso però la ricerca segue le informazioni del diacono semplicemente perché non ci sono altre informazioni, anche se ci sono motivi di dubbio. Alla luce di questa problematica intendo trattare i pochissimi frammenti documentari su Grimoaldo. Farò questo in 2 passi. Inizierò con i pochissimi di perdita delle carte di Grimoaldo. Successivamente mi soffermerò brevemente sulle aggiunte di Grimoaldo alle Leges Langobardorum, di cui l'inizio Re Rotari ha fatto come l'iniziatore delle registrazioni giuridiche longobarde nell'anno 643 con l'Edictum Rotari. Sulla base di questi risultati, infine, affronterò brevemente la questione se le poche fonti documentarie in generale qualcosa possono dire su questo re influente. Documenti originali di Grimoaldo non sono pervenuti. Mancano anche delle copie dirette. In sostanza rimangono solo 2 conferme successive, emanate da Carlo III il Grasso, e delle menzioni di donazioni nella Storia Langobardorum. Quest'ultime, sebbene di per sé rientrino nelle fonti narrative, vanno comunque brevemente presentate. Pertanto Grimoaldo emise generose donazioni mirate a consolidare il proprio potere e a guadagnarsi seguaci fedeli. Poco dopo aver preso il potere, Grimoaldo ricompensò riccamente i nobili combattenti beneventani con donazioni di terre nel nord d'Italia, a cui doveva il suo trono grazie al loro sostegno militare. Cito Paolo Diacono: l'esercito beneventano, grazie al quale aveva ottenuto il regno, mandò indietro a casa con molti doni. Tuttavia, tenne con sé alcuni di loro che avrebbero vissuto con lui, concedendo loro vaste proprietà. Questa politica strategica di donazioni Grimoaldo la continuò anche in seguito, ad esempio accogliendo i bulgari esiliati che lo avevano cercato pacificamente a Benevento e concedendo loro anche essi terre. Purtroppo non esistono più documenti o altre fonti documentarie per tali attività menzionate solo da Paolo Diacono. Però, per quanto riguarda la politica ecclesiastica di Grimoaldo, è possibile ricostruire almeno 2 conferme di tradizioni documentate solo molto più tardi. Come possono essere influenti le tesi e le concezioni della ricerca è evidente paradigmaticamente nella questione della fede, dell'arianesimo o del cattolicesimo dei Longobardi. Da Ludo Moritz Hartmann e Gian Piero Bognetti persiste in larga parte l'idea di una lotta continua e strutturalmente significativa all'interno del Regno Longobardo fra cattolici e ariani. Secondo questa visione, con Agilulfo e sua moglie Teodelinda si stabilì un predominio cattolico che nel VII secolo si trasformò nel predominio degli ariani, di cui Bognetti indica i re Ariovaldo e Rotari come precursori e Grimoaldo come ultimo rappresentante ariano. In linea con ciò, in Germania, Ludo Moritz Hartmann, di cui per inciso non sono parente, con la sua affermazione era estremamente influente. Cito: Adalberto era cattolico, si dice nel suo dominio immediato non solo tollerasse, ma preferisse vescovi cattolici. Probabilmente anche la politica estera del re cattolico era pacifica, così
esitava conflitti con l'impero rispetto all'Ariano Rotari. La politica antiromana prevalse nuovamente dopo la morte di Ariberto, dopo 9 anni del regno di Grimoaldo. Bonetti e Hartmann e i loro seguaci non avevano prove chiare per queste affermazioni, tuttavia la loro prospettiva prevalse in seguito. Jörg Janut ha dichiarato, cito, tra il rovesciamento di Adaloaldo e l'ascesa del potere a Liutprando governarono i re ariani Ariovaldo, Rotari e Rodoaldo, così come Grimoaldo, Garibaldo e Alahis, probabilmente ariane anche loro. Giustamente però Stefano Gaspari ha sottolineato che in realtà non sappiamo quasi nulla della confessione di Grimoaldo. Giuseppe Pochettino menziona, citando la vita di Giovanni di Bergamo, che Grimoaldo alla fine della sua vita era ancora ariano, ma sempre più tollerante nei confronti del cattolicesimo. Tuttavia la nostra conoscenza sul credo del re è piuttosto limitata. I re si sono dimostrati tolleranti in entrambe le direzioni, forse evitando strategicamente una posizione netta. Qui le poche fonti documentarie guadagnano l'importanza. La vicinanza di Grimoaldo al cattolicesimo è resa evidente da 2 documenti perduti. Nell'883, secondo un Liber Censualis del XV secolo, il carolingio Carlo III il Grosso confermò 2 documenti dell'epoca di Grimoaldo. Secondo la conferma, già Grimoaldo donò alla Chiesa e al Vescovo di Bergamo una chiesa a Fara. Degna di nota in questa donazione è la motivazione esplicita. Infatti, Grimoaldo avrebbe fatto ciò perché il Vescovo di Bergamo, di nome Giovanni, avrebbe condotto quella chiesa della confessione ariana scismatica al cattolicesimo. A schismate ariano e andem ecclesiam ad fidem quandam catholicam converterit. Questa fonte potrebbe sollevare dubbi critici sulla fonte stessa. È tramandata solo in una copia del XV secolo e pretende di essere solo una copia di una conferma dell'8° del IX secolo. Tuttavia, non c'è nulla che suggerisca di non considerare l'informazione credibile. Se prendiamo sul serio questa fonte, essa è da preferire alle affermazioni ambivalenti di Paolo Diacono e costituisce quindi una forte evidenza del sostegno di Grimoaldo alla confessione cattolica. Concedo, è solo una fonte, però altre non ne abbiamo. La fonte documentaria più importante su Grimoaldo si trova però in un contesto di trasmissione completamente diverso. Passiamo allora alle fonti documentarie più famose su Grimoaldo, alle Leges Langobardorum, che sono state definite complessivamente come la più influente eredità del dominio langobardo in Italia. Il nucleo del diritto langobardo trasmesso è, come sapete, l'Editto di Rotari, emanato nel 743. Nel prologo, Rotari non presentò solo il suo editto come una semplice registrazione, ma come un miglioramento del diritto precedente. Rotari dichiarò e permise espressamente di aggiungere all'editto le antiche leggi longobarde che sarebbero state scoperte successivamente. I successivi re longobardi trassero da questo suggerimento il diritto di modificare la legge scritta da Rotari e di aggiungere numerose aggiunte. Il primo a farne uso proprio fu re Grimoaldo. Nel 678 aggiunse 9 capitoli. 9 capitoli in confronto ai 388 di Rotari. Anche questi non sono proprio molti. Arriviamo così alle aggiunte di Grimoaldo, che sono considerate la fonte documentaria più affidabile del tempo di Grimoaldo, anche se devono essere interpretate al di là delle formule linguistiche formali. Cominciamo dal prologo. In confronto al prologo di Rotari, Grimoaldo modifica leggermente le dichiarazioni sulle competenze legislative, indicando ora che la redazione fu avvenuta su suggerimento dei giudici e degli studiosi del diritto e con il consenso di tutti. Dal punto di vista del contenuto è degno di nota il fatto
che il prologo limita le integrazioni alle disposizioni del rito di Rotary che sembravano troppo rigide e severe. Ea que illis dura et impia hoc dictum visa sunt ad meliorem statum et clementiorem remedium correggere et revocare. E là. Il significato delle parole dura et impia viene rivelato osservando l'editto di Rotary stesso. Come hanno evidenziato già altre persone, l'editto di Rotary si distingue da altre leggi per la frequente menzione della motivazione e per la giustificazione di singole norme giuridiche. Questo è sorprendente. Oggi il nostro sistema giuridico non conosce questo approccio. Oggi la legge ordina, non spiega, non giustifica. Ma le leggi popolari dell'Alto Medioevo sono diverse. In particolare, Re Rotary ha aggiunto una motivazione alle sue disposizioni in 43 degli 388 articoli totali, dunque in più di 10%. In alcuni casi, Rotary afferma che qualsiasi cosa diversa dall'osservanza della nuova legge è grave et impium, injustum, absurdum, impossibile. Questo concetto è ripreso da Grimoaldo, già nel prologo, ma anche in una singola disposizione. Secondo ciò, il miglioramento e le integrazioni all'editto di Rotary vengono giustificate con una motivazione quando necessario. Questo approccio vale sia per le aggiunte nel loro insieme, motivo per cui Grimoaldo pone l'attenzione su questo concetto già nel prologo, sia per singole disposizioni apparentemente importanti ma controverse. Tornerò su questo punto più avanti. Prima però un'occhiata alle nuove aggiunte. Di cosa si tratta? C'è un filo conduttore? Riassumo brevemente le loro disposizioni. Ai servi deve essere negata la possibilità di ottenere la libertà o di rivendicarla attraverso un duello giudiziario dopo 30 anni. Poi ci sono altri punti che ora non traduco per poi arrivare al filo conduttore. Una cosa che fu già evidente nell'editto di Rotary, cioè una posizione critica nei confronti del duello giudiziario, fu confermato e ancora rafforzato nelle aggiunte di Grimoaldo. Colui mostrò dubbi sul duello giudiziario come un vecchio mezzo di prova diffuso nelle leggi popolari altomedievali. In accordo con il diritto romano, questa critica al duello giudiziario sembra essere diventata sempre più diffusa, tanto che Grimoaldo ha rafforzato questa tendenza. Qui emerge una maggior dipendenza o un crescente influsso del diritto romano, indicando quindi una omogenizzazione tra pratiche giuridiche longobarde e romane nel suo regno, che forse trova il suo equivalente anche nell'omogenizzazione della confessione cattolica ora predominante. Interessante è il fatto che apparentemente il duello giudiziario fosse descritto come duro, severo et empio, mentre Grimoaldo considerò il nuovo metodo più mite e ragionevole di conseguenza. Non è certo un caso che Grimoaldo giustifichi esplicitamente le nuove leggi che chiaramente mostrano un filo conduttore e le rappresenti come più moderate e giustificate. E voglio alla fine analizzare dunque più attentamente una di queste giustificazioni giuridiche che riguarda la delicata questione dell'eredità tra il cosiddetto diritto dell'accrescimento e il diritto d'entrata. Nell'antica romana, secondo il ius civile, il diritto di entrata dei nipoti era accettato. Mi spiego. Si tratta concretamente della questione ereditaria su cosa accade nell'eredità di un uomo con più di un figlio, diciamo 3, se uno dei suoi figli è già deceduto prima di lui stesso, che a sua volta ha lasciato
dei figli. In questo caso, gli eredi del figlio deceduto entrano nell'eredità del padre o la quota ereditaria del figlio deceduto va ai suoi fratelli. Questo caso non è stato risolto in modo chiaro e uniforme dalle altre leggi popolari. La legge salica dei Franchi, per esempio, lascia questo punto aperto. Tuttavia sembra che le formule di documenti provenienti dal Regno dei Franchi suggeriscano che in questo caso legalmente i nipoti non entrino nell'eredità del padre deceduto, ma che il diritto di accrescimento dei fratelli prevalga in generale. Tuttavia, questa disposizione ereditaria sembrava almeno in qualche nobile ingiusta nel Regno dei Franchi. Infatti, in pratica, i nonni spesso hanno bypassato questa regolamentazione legale, dotando esplicitamente i nipoti dell'eredità del padre defunto per evitare il diritto dell'accrescimento dei fratelli. Solo Childeberto II, re dei Franchi, cercò di imporre il diritto di entrata, per questo caso in modo generale nel 596. Egli ordinò nel suo decreto che i nipoti, i cui padri o madri erano già deceduti, dovessero essere equiparati agli zii e alle zie nell'eredità paterna. È convenuto, dice, che i nipoti nati dal figlio e dalla figlia dovessero ereditare i beni paterni con gli zii e le zie come se il padre o la madre fossero vivi. È discutibile se questa disposizione nel Regno dei Franchi abbia realmente introdotto qualcosa di nuovo o se abbia solo confermato il diritto esistente o corretto il diritto esistente o se abbia adeguato il diritto alla pratica consueta. È comunque evidente che 70 anni dopo anche Grimoaldo emise la stessa disposizione con una formulazione simile, in parte identica. Il figlio dovrebbe ricevere la stessa parte dell'eredità del nonno, dei suoi zii, che anche suo padre avrebbe ricevuto con i suoi fratelli se fosse ancora in vita. Il testo di Grimoaldo suggerisce che lui stesso abbia corretto il diritto esistente, indicando che fino a quel momento era in vigore un altro diritto successorio. Poiché il diritto esistente gli sembrava inumano ed empio, Grimoaldo istituì il diritto successorio dei nipoti, ovvero il diritto di entrata che era di origine romana e corrispondeva esattamente alle concezioni giuridiche popolari, poiché il tardo diritto romano aveva concesso ai figli dei figli un pieno diritto successorio. Grimoaldo giustificò questa legge dicendo quia inhumanum et impium nobis videtur ut pro tali causa ex herediterentur filii ab hereditatem patris, vietando in gran parte il duello giudiziario e ordinando le suddette modifiche del diritto successorio, Grimoaldo continuò a respingere le antiche tradizioni germaniche, molto presenti tra i Longobardi fino a quel momento, e avvicinò il suo regno alle tradizioni giuridiche romane, che comunque già avevano mantenuto validità in gran parte d'Italia. Grimoaldo giustificò esplicitamente le sue aggiunte all'editto dei Rotari con l'intento di mitigare le rigidità delle leggi precedenti. Lo fece attraverso una spiegazione nel prologo, ma anche tramite la formulazione in questo paragrafo sul diritto ereditario, dove esplicitò che la vecchia regolamentazione gli sembrava inumana ed empia, cioè ingiusta sia dal punto di vista umano che etico-divino. Cosa si intende con questo? Il senso della correzione del diritto successorio potrebbe essere stato quello di uniformarsi alla tradizione giuridica romana. Tuttavia, si è anche cercato di collegare la legislazione di Grimoaldo alle sue campagne militari contro i Franchi, gli Avari o i Greci. Finora però non sono stati forniti punti di partenza convincenti. Questo paragrafo
potrebbe offrire un suggerimento. Perché? Infatti, chi avrebbe tratto vantaggio di questa correzione nel diritto successorio? Il paragrafo immagina il caso in cui un uomo che ha già figli muore prima del padre. In circostanze normali non ci si aspetterebbe una morte naturale in questo caso. Più probabilmente si presume che il figlio sia morto violentemente, spesso caduto in guerra. E quindi si potrebbe presumere che Grimoaldo e i nobili che consentirono alla legge protessero con queste aggiunte proprio i figli degli uomini caduti in guerra. Così corregge un diritto successorio che ritiene ingiusto e che avrebbe penalizzato i figli dei suoi compagni d'armi in caso di loro morte. Anche altre delle poche leggi nuovamente emanate da Grimoaldo rafforzarono dei compagni d'armi del re, quando si tratta per esempio di limitare l'usucapione, cioè il rilascio di schiavi, o il rilascio di punire un padrone per reati dei suoi schiavi. Io concludo brevemente. Non ci si può aspettare molto dall'analisi delle pochissime fonti documentarie. Ci mostrano Grimoaldo però in una luce leggermente diversa a quella che talvolta emerge nella storia Langobardorum. Grimoaldo si acquista e ricompensa il sostegno militare con assegnazioni di terra. Inoltre, le fonti documentarie mostrano le misure di Grimoaldo per l'omogenizzazione e anche per la catolizzazione del regno dei Longobardi. Il vescovo di Bergamo viene esplicitamente ricompensato per il suo impegno contro lo scisma ariano e per la fede cattolica. E i pochi aggiornamenti dell'editto di Rotari suggeriscono come linea guida un allontanamento dalle antiche tradizioni langobarde, come il duello giudiziario, e un avvicinamento alla tradizione giuridica romana, come evidenziato dalle correzioni del vecchio diritto successorio longobardo. Il fatto che in quest'ultimo sia espressamente menzionato che la vecchia legge longobardo era stata ingiusta è anche un chiaro riferimento discorsivo all'abbandono della tradizione superata a favore di un adattamento alla tradizione romana. Grazie e chiedo scusa per la violenza che ha fatto alla lingua italiana. Ringraziamo il professor Hartmann per questo interessante contributo che diciamo sull'annoso, sul quasi secolare tema del rapporto tra cristianesimo ariano e cristianesimo cattolico aggiunge degli altri elementi, ma soprattutto mi sembra importante la lettura dei pochi articoli di Grimoaldo delle leggi, perché diciamo mi sembra di aver capito che c'è questo recupero della tradizione romana e l'immissione nella tradizione romana, però come elemento di coesione di un'elite militare, perché comunque è il diritto successorio esteso al nipote in caso di morte del genitore, soprattutto in guerra, ecco, vuol dire aver compenetrato due tradizioni diverse, direi. Chiamo ora Simona Gavinelli che dopo l'affondo su queste fonti documentarie ci condurrà invece per mano a contatto con le scritture narrative di cui Gavinelli è raffinata interprete, oltre che una paleografa, insomma, notissima. Do la parola a lei sul tema il duca e il re nella tradizione narrativa. Grazie mille. Allora, ringrazio gli organizzatori di questo convegno, sono soprattutto amici, per avermi dato l'occasione di
fare delle riflessioni sulla fonte storiografica principale, cioè quella di Paolo Diacono. Io mi limiterò ovviamente solo ad alcuni esempi, anche perché mi sono proprio resa conto, è già stato detto, che c'è quasi una sorta di proiezione biografica da parte dello storiografo nei confronti appunto dello stesso Grimoaldo. Quindi ho cercato tra l'altro altri approdi della fortuna proprio di Grimoaldo nella storiografia narrativa e diciamo sintetizzando il datum cronotopico, l'attenzione sul popolo dopo la damnatio memoriae imposta dall'annalistica franca soprattutto, e anche complice il Liber Pontificalis, si può dire che tale attenzione prima del recupero del preumanesimo appaia dal punto di vista della normativa, della tradizione delle leges, in particolare nelle scuole, nelle prime scuole di leges che hanno creato il Liber Papiensis e poi la Lombarda, e quindi glossatori giuridici, tra cui Alberto e Ariprando, scusatemi, e effettivamente è Ariprando che è noto per le sue storie fabulose sui Longobardi nel prologo. A questo punto, nei primi decenni del 200, è protagonista, non a caso, di questo revival dell'interesse storiografico Giovanni Codaniello, un notaio piacentino, quindi formazione giuridica, che attraverso la memoria comunale fu impegnato nel ricompattare l'opinione pubblica alla realizzazione della seconda Lega Lombarda contro Federico II, no? Per cui effettivamente si propone di scrivere qualcosa ad audiendum delectabile, che poi secondo me è l'opinione e l'obiettivo anche di Paolo Diacono. Quindi in chiave esortativa addirittura presenta i Longobardi in questa presenza sul territorio addirittura preceduti dai Lombardi, questo nella cronaca. Questo è diciamo l'unicum che riporta una silloge di opere di Codaniello, e qui al suo interno c'è anche un excertum che ha la vivacità di una concio, una ringa al popolo, per rimarcare una sorta di identità etnica, in piena consapevolezza quindi di questa coscienza, e fornisce quindi anche un'altra interessante spiegazione, no, dei Longobardi. Questo mi sembra quasi folcloristico. Quindi questi si sarebbero distinti come Lombardi dai precedenti Longobardi dal giorno in cui avevano deciso di tagliare la caratteristica lunga barba e i capelli femminei. Lo stralcio poi riporta pure un elenco di re Longobardi, ma ovviamente qui c'è una grande confusione, per cui anche i nomi vengono confusi, viene chiamato Grimoaldo come Gambad. Quindi poco su Grimoaldo, ma l'eco di una continuità regia importante nell'identità comunale ha, secondo me, un riscontro in un'altra fonte, sempre di configurazione padana, cioè la glossa monzese, che è un excursus, appunto un ampliamento che riguarda due passi dell'Historia Langobardorum, uno in particolare relativo alla fondazione della Basilica di San Giovanni di Monza da parte della regina Teodolinda, che avrebbe dato anche una cartulam donationem alla stessa, all'interno della quale si parla proprio di un atteggiamento di richiesta di intercessione a San Giovanni, patrono insieme a San Michele, no, del popolo longobardo, un'intercessione per tutti pro cunctis Longobardis Italiensibus, cioè per tutti, oltre alla famiglia, per tutti i Longobardi che sono effettivamente gli italiani. Stesso passo che poi ritroviamo nel Chronicon Brixianum di Malvezzi, che appunto cita e riprende da Paolo Diacono. L'altro passo, chiaramente interpolato, anche se in maniera diciamo più blanda, no? È già ricordato, quello in cui effettivamente Grimoaldo passa al Ducato di Benevento. Anche qui il problema è sempre il richiamo alla fondazione di San Giovanni di Monza. Quindi Costante II
arriva in Italia meridionale e apparentemente sembra qui avere dismesso quasi una politica rinunciataria rispetto all'occupazione longobarda della penisola, che diremmo quasi assodata. Il ragionamento si pone anche per il fatto che nella narrazione di Paolo Diacono c'è un consulto da parte di un eremita che dovrebbe rassicurare l'esito positivo all'imperatore Costante della campagna chiaramente contro i Longobardi. La risposta perentoria garantiva invece l'inespugnabilità di un popolo protetto proprio grazie alla protezione dello stesso San Giovanni Battista, ma diciamo che qui è molto importante è molto importante verificare come lo stesso passaggio di Paolo Diacono preveda l'aggiunta che viene interpretata come la riprova dell'avvenuta conquista longobarda del 774, perché in tono apocalittico dice: verrà un tempo in cui mancherà la protezione di San Giovanni perché la basilica sarebbe stata occupata da gente malefica, e a questo punto appunto l'occupazione di Carlo Magno, quel Veni Tempus, dove mi sembra quasi ricordare un eco senechiano. Fin qui appunto lo storiografo, che dunque nella la fonte principale. Nella glossa invece c'è un foglio in cui appaiono i tre protettori: Arcangelo Gabriele, San Giovanni Battista e l'Apostolo Pietro. Gli eventi storici contemplano quindi l'assedio di Benevento, abbastanza drammatizzato, l'arrivo in aiuto di Re Grimaldo, tutte cose che abbiamo già sentito, e infine la vittoria del duca Romualdo, che quindi avrebbe spinto Costante alla ritirata, si dice, o forse a proseguire il suo obiettivo prioritario verso Roma, dove Papa Vitaliano, che aveva tentato un rapporto costruttivo con Costantinopoli, definendo quindi l'imperatore stesso Piissimus, lui imperatore eretico e monotelita, che aveva chiaramente compiuto saccheggi, azioni violente in Sicilia, no? Aveva visto spogliare le chiese romane, compresa la cupola bronzea del Pantheon, riportato tutto in forma anodina comunque nel Liber Pontificalis, attento a non urtare la sensibilità. Imperatore che poi è morto ignominiosamente a Siracusa, in Sicilia, dai suoi mentre era nel bagno. Quindi, come già sottolineava Riccardo Maisiano, il Liber Pontificalis, da cui Paolo Diacono attingeva la cornice, intendeva prospettare la spedizione in Italia di Costante II come una sorta di pellegrinaggio verso il pontefice, in cui dunque si tacciano le razzie, appunto, se non quella dell'approdo finale in Sicilia, e i Longobardi sembrano quasi ignorati. Allora, l'attenzione sulla glossa monzese si è rivelata un espediente per rimarcare come, pur nella straordinaria potenza retorico-stilistica di Paolo Diacono, il suo atteggiamento non è poi così diverso appunto da Codaniello. E ci sono episodi topici, e qui ne riporto soltanto come accenno l'assedio di Pavia del 560 con Alboino, ma chissà se si è veramente verificato, oppure l'incontro mitico del vescovo Felice di Treviso, no, con Alboino, che ha proprio tutta la drammatizzazione per esaltare invece il conterraneo Venanzio Fortunato. Quindi Paolo Diacono si inquadra inquadra Grimoaldo con un personaggio di estrema abilità e astuzia fin dall'inizio dell'incursione degli Avari del 610. Tradizionalmente gli Avari, saldi alleati dei Longobardi, che avevano però attaccato la città uccidendo in battaglia, come è stato detto, il padre Gisulfo, no? E poi arrivando quindi al sacco di Cividale. Diciamo che proprio la narrazione dell'infanzia, che ha anche l'impalamento della madre Romilda, no? È un vertice narrativo veramente fondamentale, al punto che Gustavo Vinai sottolineava come con Paolo Diacono e per Paolo Diacono a quel punto lì si potesse arrestare tutta la narrazione, e anche, diciamo, ci sono delle coloriture che riprendono anche forme di misoginia o anche richiami chiaramente di carattere
classico. Dalla schiavitù avara era dunque rientrato il bisavolo, spero di avere la... Esatto, il bisavolo Lopichis, il cui padre era arrivato dalla Pannonia con Alboino, lasciando alla morte 5 figli piccoli strappati dal castello, no? Alla furia avara, e in maturità soltanto lui sarebbe rientrato. E quindi c'è tutta una simbologia nelle ispirazioni divine e provvidenziali del ritorno, sembrano i nostri quasi omerici, verso l'Italia, guidato da un lupo, animale chiaramente guida, no? Con i contorni mitici, e quindi a questo punto i tali contorni arrivano a dare una specie di alone biblico di terra promessa, no? Simile allo sguardo che lo stesso Alboino, nuovo Mosè, lancia dal monte appena entrato in Italia. E lo stesso episodio di Lopichis, con la sua disperazione di richiami di 40 giorni, no? del profeta Elia mentre sta raggiungendo l'orbe. È chiaro che Paolo Diacono aveva una forte preparazione di carattere biblico, e la misoginia, almeno letteraria, che accomuna Rosmunda a Romilda, la madre, la definita Meretrix Nefaria, una nuova Messalina, effettivamente l'episodio, sapete, cioè ha voluto sposare il Can degli Avari, e il matrimonio è stato appunto l'impalamento. E a questo punto questo tradimento per amore era sostanzialmente anche un modello ripreso dalle eroine classiche ovidiane o comunque della elegia augustea, una sorta di Tarpea, una Scilla con Minosse. Quindi c'è oltretutto il topos della teikoscopeia, cioè dell'eroe che è osservato dalle mura da parte dell'eroina. Più invece diciamo robustamente nell'interpretazione di Jarnut, l'iniziativa di attaccare il ducato friulano era forse più ascrivibile allo stesso Agilulfo, il marito di Teodolinda, preoccupato della tendenza centrifuga e quindi filo-bizantino dello stesso Gisulfo II, e quindi giustificherebbe anche il mancato intervento regio a sostegno del confine orientale, e anche la stessa vicenda dei figli Tasone e Caco, che vengono eliminati dal patrizio, dal patriarca Gregorio, con l'episodio famoso del taglio della barba come tradimento, ed era effettivamente un tentativo di vedere un'alleanza longobarda con Arie della Venezia, effettivamente nella linea paterna. Fatto invece, i due sono stati fatti decapitari nel timore che potessero appoggiare la fazione di Autari Ariano, che effettivamente si stava contrapponendo al cattolico Adaloaldo. Abbiamo appena sentito parlare della contrapposizione anche di carattere religioso. Quindi Grimoaldo Duca, forgiato dall'esperienza, alla tempestività delle decisioni e all'uso dell'astuzia. Quindi era stato effettivamente pronto ad accogliere l'invito del fedifrago Duca Garibaldo di Torino per poter diventare re. La vicenda è chiaramente nota, e quindi mi sposto al momento in cui l'oppositore scalzato Pertarico si era rifugiato prima dagli Avari e poi presso i Franchi, e appunto dietro certi attacchi franchi fomentati appunto anche dall'appoggio garantito a Pertarito, i franchi avanzano e hanno il pretesto per attaccare il Regnum Langobardorum, no? In questa che effettivamente è la difficoltà. Ecco, scusate, questa è la vicenda della definizione della Meretrix Mania, e quindi arriviamo invece all'episodio dell'attacco notturno, la grande astuzia di Grimoaldo nello stratagemma della ritirata frettolosa, lasciando il castrum, siamo in area piemontese, con ricche vettovaglie e ottimo vino locale, la tradizione appunto vitivinicola del Monferrato, per poi piombare nottetempo sui franchi avvinazzati che erano sconfinati. Come è stato osservato, lo scontro dovette essere nevralgico, se comportò la presenza di un esercito e dello stesso re, e addirittura la mutazione toponomastica della località, a memoria della sconfitta franca presso l'affluente del Tanaro, quindi come Rivus Francorum, dunque Re Francore, l'episodio di Re Francore. E qui semplicemente è la coppa
che archeologicamente è emersa da quelle terre. L'intervento di Grimoaldo al sud, contro Costante II, delinea inoltre il rafforzamento della famiglia ducale friulana, ma forse anche una spaccatura con il Gastaldato e l'aristocrazia locale, sempre in fermento. Grimoaldo non aveva solo sposato la figlia di Eriperto come trasferimento di regalità, ma aveva anche fatto sposare a Romualdo Teoderata, cattolica, figlia di Lupo del Friuli e reggente per il figlio giovanissimo, collaboratrice del vescovo Barbato di Benevento, che è noto per le sue risacche, i suoi interventi contro le risacche di paganesimo e anche l'appoggio dato proprio per rinfocolare quasi la partigianeria, diciamo la riscossa dei beneventani contro l'eventuale assedio di Costante. Le fonti, longobarde, hanno il focus sulla minaccia al loro territorio. Sembra invece plausibile che Costante volesse, in via prioritaria, proteggere la Sicilia dall'avanzata araba, per cui lo scontro con il Ducato di Benevento sarebbe stato collaterale. Tuttavia è interessante notare come una fonte bizantina, la cronaca di Teofano il Confessore, peraltro anticonoclasta e più tardo, pur mescolando almeno fonti diverse sull'impresa di Costante in Italia, o la decisione di spostare la capitale a Roma, da cui gli abboccamenti con il pontefice, oppure la paura a corte, a lui ostile perché aveva ammazzato il fratello, eccetera. Entrambe comunque queste ipotesi non fanno mai allusione allo scontro con i Longobardi, che invece sembra per Paolo Diacono assolutamente prioritario. Abbrevio ancora, mi ha colpito un'altra fonte, non ho l'immagine, la testimonianza con una spedizione di Costante II in Italia fornita da Bognetti. È un'epigrafe giudaica per la fanciulla Faustina, nella quale si parla di officianti della città come maggiorenti, tra cui 2 rabbini, 2 apostoli, membri dell'esilarcato ebraico-babilonese, pronto a favorire l'espansione araba, quindi con i contatti con la Siria araba, quindi e a sgretolare il consenso verso il dominio bizantino, per cui il percorso tortuoso di Costante II dopo lo sbarco a Taranto si spiegherebbe con azioni punitive contro i focolai ebraici e filo-arabi, appunto delle città lucane, e solo in seconda battuta arrivando quindi contro Grimoaldo. Sono gli stessi focolai che avevano attivato dei fermenti anche nella Spagna visigotica. Bognetti rilevava anche come Grimoaldo, in qualità di re a Pavia, si fosse circondato di consiglieri ebraici, retaggio quindi della sua provenienza dal Ducato di Benevento, dopo aver esperito la loro abilità. Ma alla sua morte, costoro furono oggetto di forti persecuzioni insolite per una popolazione, è stato ricordato, in genere tollerante sul piano religioso. Quindi l'attacco al Ducato di Benevento non era inteso in quanto pericolo longobardo, ma in quanto i Longobardi, forse per ragioni di immediato opportunismo, proteggevano queste cellule insurrezionali, erano terroristi contro il dominio bizantino, in sinergia con il papato. Se il nemico fosse stato il ducato quindi di Romualdo, Costante II non si sarebbe attardato nel territorio venosino, in Puglia, consentendo di fatto a Grimoaldo di portare i rinforzi. E qui concludo con questa rarefazione delle testimonianze storiografiche su Grimoaldo per Grimoaldo, questa epigrafe scoperta nel 1927 a Porto Torre, San Gavino di Porto Tones, un'epigrafe chiaramente di riuso, in una zona dove sono pochissime tra l'altro le epigrafi, in questo reimpiego, che ricorda la vittoria di un generale bizantino, Costantino, sui Longobardi e su altri barbari durante il regno o di Costante o di Costantino. Problematica è l'omonimia di questi imperatori, ma la fissità paleografica del greco epigrafico crea problemi, esattamente come la ieraticità del formulario, ma in sintesi, effettivamente, l'espressione di questa vittoria contro i Longobardi ed altri barbari, inclusa nel testo, alluderebbe proprio a un iniziale accordo con gli arabi
insieme ai Longobardi, in funzione antibizantina, dunque pericolosissima. Grazie. Ringraziamo Simona Gavinelli per questa apertura sul Mediterraneo e su prospettive mi sembrano anche molto nuove e interessanti, ecco, queste collusioni o comunque accordi tra schieramenti, diciamo, che noi siamo abituati invece a considerare anche storiograficamente separati, no? Per cui ringraziamo. Dunque, la relazione di Giorgio Vespignani non verrà letta da Giorgio Vespignani ma da Ezio Barbieri, in quanto Vespignani non ha potuto essere presente. Preannuncio anche che dopo questa relazione, se Gabriele Archetti me lo conferma, ma penso di sì, ci sarà l'intervallo, diciamo, di un quarto d'ora, direi. Dopodiché ricominceremo con le relazioni. Ringrazio Ezio Barbieri e do a lui la parola con la relazione I Longobardi e la storiografia bizantina. Mi metto il cronometro così meno l'ho studiato appositamente. Avvia. No, non è avviato. Sto perdendo. Avvia, eccolo qua. Il tema della fortuna, si sente? Il tema della fortuna dei Longobardi nella storiografia bizantina venne affrontato da Paolo Lamma in occasione del primo congresso internazionale di studi longobardi tenutisi a Spoleto nel 1951. Gli atti sono del 52. Ricavandone come una sensazione di delusione tanto forte che la impressione che i Longobardi fossero stati tenuti dagli storiografi bizantini in ben scarsa considerazione, ricavandone che, ecco, possiamo modificare tale sensazione oggi indagando le fonti che coprono l'arco cronologico dalla metà del VI secolo fino al X. Nella storiografia romano-orientale del secolo VI, la volontà di conoscere i popoli nomadi che spremevano i confini dell'impero, riscontrata ancora nel III-IV secolo, di excursus di carattere agiografico, sembrano aver lasciato piuttosto il campo ad un quadro uno schema fisso di topoi assunti, che c'erano delle correzioni, assunti di volta in volta dalla storiografia greca classica e dalla panoplia delle citazioni bibliche ed utili a costruire l'immagine dell'altro sempre da contrapporre a quella di sé. Trattare dell'altro, anzi, diviene fondamentale nell'operazione rassicurante dove non mancano pure risvolti di carattere ci sono delle correzioni, devo leggerle di volta in volta, no? Ecco, di carattere magico-rituale, da sottolineare la propria appartenenza ad un'unica categoria dalla quale fosse possibile riconoscersi, quella dei Romani, coloro che Dio Pantocrator ha organizzato sulla terra in un impero, nella Basileia dei Romani, ad imitazione della creazione celeste. Essere romani significa sempre essere
posti al centro di un disegno divino, salvifico, universalistico e metastorico, di contro a coloro che non possono riconoscersi in questa categoria, i barbari. I Longobardi sono da subito inquadrati proprio nella categoria della barbarie, cioè dalla prima metà del VI secolo da Procopio di Cesarea, colui che scrisse della campagna condotta 535-553 in Italia dei generali di Giustiniano, prima Belisario e poi Narsete, dei quali egli si dice symbulos, cioè consiliarius, sorte di segretario in campo, pertanto colui che tante cose ha visto e conosce. Procopio, che prima si era dilungato nel narrare in precedenza nel narrare come in precedenza ai Longobardi era stato concesso di Giustiniano di stabilirsi in Pannonia, dove presto avevano preso a scontrarsi con altri popoli, i Gepidi, doveva aver visto circa 5.500 guerrieri longobardi giunti con le truppe provenienti dalla Tracia e dall'Illirico che prestavano servizio a partire del 552 come mercenari nelle operazioni in centro Italia, tra Roma e l'Umbria. Eppure la considerazione che di essi offre nel Bellum Gothicum non è frutto di autopsia, cioè di visione diretta delle realtà, bensì ricalca la visione stereotipata dei popoli barbari. Vanno sorvegliati attentamente perché infidi e vigliacchi, in quanto pagati per combattere, tanto che vengono posti dal generale Narsete al centro dello schieramento, ma a piedi, con lo scopo cioè di impedirgli di abbandonare il campo perfidamente, scappando al momento del maggior pericolo. Tale è la loro avidità di oro che per stimolarle il coraggio Narsete giunse a far alzare dei soldati delle prime file dello schieramento delle lance alte, attorno alle quali erano stati infissi braccialetti d'oro e altri monili preziosi. Sono milites incontrollabili, privi di disciplina, violenti al punto che lo stesso Narsete giunse ad allontanarli dal suolo romano in seguito alle violenze perpetrate nei confronti dei civili dopo la battaglia di Gualdo Tadino del 552, pur gratificati dietro compenso di una cospicua somma di denari. L'invasione dei Longobardi nel territorio italiano a partire dall'ultimo trentennio del VI secolo, che ci sono correzioni, fu causa della definitiva contrazione territoriale dell'impero romano entro le coste e della valorizzazione strategica delle isole. Fase storica, quella che va dalla fine del VI secolo alla metà dell'VIII, caratterizzata in generale dalla rottura della secolare unità culturale greco-romana nella cittadella mediterranea e in particolare dal progressivo distacco della pars occidentalis, caratterizzata anche dalla profonda militarizzazione della società, evidente nella scomparsa delle funzioni civili a vantaggio del controllo strategico pressoché completo del territorio assunto dai militari. La nuova organizzazione della provincia Italie, conseguente alla campagna italiana voluta da Giustiniano, è vanificata ben presto, a partire dal 568, dalla irruzione dei Longobardi che costrinse l'amministrazione costantinopolitana, dietro nuove e stringenti esigenze militari, a riorganizzare il territorio romano, ormai diviso in due Italie, la Longobardia e la Romania, ovvero l'esarcato d'Italia di Ravenna, che cadrà in mani longobarde nel 751, quindi i ducati costieri delle Venezie, di Napoli, di Gaeta e di Amalfi, gran parte dell'odierna Puglia, che resteranno invece territori bizantini fino al secolo XI.
Si potrebbe concludere allora che secondo una storiografia ideologica dettata da sintesi dentro-fuori, con i romani contro i romani, cioè queste contrapposizioni, sulla quale si tornerà, il guerriero longobardo è apprezzabile per coraggio e valore finché si trova fuori dall'ecumene romana, in quanto philos, amicus, alleato, socio dei romani e contro altri popoli. Giovanni di Efeso, morto dopo il 585, forse nel 586, testimonia ancora il gioco condotto dall'imperatore Tiberio di usare i Longobardi contro gli Avari in Pannonia. Non è Philos, sempre il Longobardo, amicus, e se compie scorrerie in Illirico e Dalmazia a danno dei territori romani. Lo è sempre nemico, amico, se combatte per i romani in quanto doulos, fedele, assoggettato nel nome di Cristo, dell'impero e dell'imperatore. È il caso di Droctulf o Drocton, un longobardo di origine avara che, stando a un passo delle storie di Teofilatto, coprono un periodo che va dal 582 al 602, passato dalla parte dei Romani e ha raggiunto il grado di dux, un alto grado in questo lembo delle periferie dell'impero, comanda con non meno di 1 migliaio di uomini ed è soggetto solo all'esarca d'Italia. È gratificato con il titolo aulico di Upatos, tradotto in seguito impropriamente come consul. Combatté contro i Longobardi di Auteri, contribuendo alla liberazione di Brescello attorno al 584, quindi è quella di Classe, occupata da Faraoldo nel 585, mostrando coraggio e valore. In seguito alla tregua di 3 anni patteggiata con i Longobardi dall'esarcato d'Italia, venne inviato in Tracia, dove nel 587, raggiunta la posizione di Upostrategos, cioè vice generale, il suo apporto risultò decisivo nel salvare Adrianopoli dall'assedio degli Avari. Cambio paragrafo, nuovo paragrafo. Lo incontro Longobardi del Sud Italia con la conseguente formazione del Ducato di Benevento da parte longobarda e del tema di Longobardia da parte bizantina spiega la seconda fase di interesse da parte dell'elite culturale bizantina e dell'amministrazione costantinopolitana. La questione si sposta dal versante, etnico, legato al valore militare e civile, a quello geografico-territoriale. Teofane, nella cronografia terminata nell'813, all'interno di una notizia databile degli anni 788-89, cioè 7° anno del regno di Costantino VI, designa con il termine Longobardia tutto il territorio della penisola italiana tolto ai Romani, distinguendo poi tra questo ultimo grande, cioè megale Longobardia, e in particolare il Principato di Benevento, Longobardia. Nel De Administrando Imperi, sorte di guida atlante fatto compilare dall'imperatore Costantino VII Porfirogenito intorno alla metà del secolo X per agevolare il futuro Basileus, il figlio romano, nel governo dell'impero, si legge un excursus sul territorio dell'Italia meridionale, nei tempi antichi appartenuto interamente ai Romani, si rammenta, nel quale si chiarisce quanto solo accennato da Teofane. Il dominio longobardo, la megale Longobardia, è costituito grosso modo dal territorio della Puglia, di parte della Basilicata, conquistato ai Romani, distinta dalla Longobardia, corrispondente al Ducato di Benevento. Entrambi sono in contrasto col territorio ancora romano definito del tema di Longobardia, con i ducati di Napoli, Amalfi, Gaeta, ancora parte integrante dell'impero, come il Ducato delle Venezie.
Nel Crisobullo, un diploma emesso direttamente dalla Cancelleria Imperiale di Costantinopoli del 992, Basilio II e Costantino VIII al Dux di Venezia e Pietro II Orseolo. Giuntoci questo documento storpiato in latino, cosa che rende difficile la decifrazione del testo originale greco, nel quale si concedono privilegi commerciali e sgravi fiscali ai venetici in cambio dell'impegno preso di intervenire con la loro flotta in appoggio. Ho perso il contatto. Dell'armata romana, dell'Imperium Romanum, secundum antiquas consuetudinem dell'Italia meridionale in Langobardiam, questo caso evidentemente contro i Longobardi di Benevento, da distinguere dai romani del tema bizantino di Longobardia. La stessa terminologia, tutta intorno alla questione, all'antitesi Barbaritas Langobardia da una parte, Romanitas dall'altra, viene usata dal Basileus Niceforo Phocas, 963-969, in occasione di una disputa tutta modulata su toni letterari ed ideologici con Liutprando di Cremona, ambasciatore di Ottone I a Costantinopoli. Secondo quanto egli stesso riferisce nella cosiddetta Relatio Delegazione Costantinopolitana scritta nel 968, Longobardi sono definiti i popoli dominanti in Italia, cioè franchi e italici, di contro ai romani, i bizantini, del tema di Lombardia e sviliti del loro valore militare. Cita: i soldati del tuo padrone non sanno andare a cavallo, sono inesperti in combattimento a piedi, la grandezza degli scudi, il peso delle corazze, la lunghezza delle spade, il peso degli elmi non li lascia combattere in nessuna direzione. Cita ancora: gli è di impedimento anche la gastriargia, cioè la ghiottoneria del ventre. Il loro Dio è il ventre, il loro coraggio la crapula, la loro fortezza la ubriachezza, il digiuno invece li infiacchisce e la sobrietà è causa di paura. La disputa riprenderà intorno alla legittimità del dominio. I romani, cioè i bizantini, sono legittimi dominatori del territorio italiano. I principi di Benevento sono duloi, assoggettati, ribellatisi, dunque illegittimi, pertanto da assoggettare, da ricondurre al dulia verso l'imperium meum. Infine Niceforo si raccomanda che almeno Ottone I non intervenga in caso in cui le forze bizantine decidessero di attaccare Benevento. Servi duloi che hanno disertato. Ma Liutprando risponde: se il mio signore si accorgerà che il tuo esercito si precipita contro di loro, manderà loro truppe con le quali sapranno sconfiggere i tuoi e portarti via quei tuoi temi in oltremare. In conclusione, i Longobardi sono tanto osservati e studiati dagli storiografi bizantini, anzi non tanto studiati, così come la Longobardia non è tanto delineata e spiegata, bensì sono quasi trasfigurati ideologicamente secondo criteri fissi naturali per la mentalità romano-orientale, permeata della prospettiva universalistica ed atemporale dell'impero dei Romani. È tutto. L'applauso va a lui perché non c'entra niente. Sì, ringraziamo per interposta persona Giorgio Vespignani. In questo intervento si è visto come il punto di vista sia molto importante
e come appunto gli stessi Longobardi cambino a seconda, diciamo, dell'utilitas che l'impero romano ne ha sul momento, cioè l'ideologia imperiale romano-orientale è sempre fortissima e di lunga durata. In quel colloquio che Liutprando di Cremona ha con Niceforo Foca, Liutprando chiama, cioè Niceforo chiama i principi di Capua e Benevento appunto duloi, servi in pratica. E invece Liutprando risponde e dice sì, ma questi principi sono milites del mio Signore, dove miles naturalmente per l'Occidente ha tutto un altro significato che non quello, diciamo, peggiorativo, assolutamente peggiorativo di doulos, per cui anche sui termini si giocano queste partite che sono sì ideologiche, ma sono anche naturalmente, come sempre, di linguaggi del potere. Adesso appunto sospendiamo per un quarto d'ora, giusto Gabriele? E poi riprenderemo con questa avvertenza, cioè l'intervento di Nicola Busino è posticipato a domani perché ha perso una coincidenza, a domani mattina. E in sostituzione ascolteremo Luca Zavagno, per cui tra un quarto d'ora circa, alle 5 meno un quarto, così ci ritroviamo. Grazie. No, adesso. Quando lo sentono parlare vedrà che si sì, certo. Riprendiamo i lavori con una parte dedicata maggiormente, sempre all'interno del tema i quadri generali, all'elemento archeologico, pur con una sostituzione che poi vedremo. Il primo relatore è il professor Marcello Rotili, che abbiamo già ascoltato stamattina, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, autore di tantissimi scavi, formatore di tantissimi giovani, insomma un'autorità, e ci parlerà del tema dalle province danubiane all'Italia, la ritualità funeraria. Buonasera, ringrazio nuovamente gli organizzatori del convegno e quindi il Centro Studi Longobardi, la Fondazione De Claricini Dornpacher, la Deputazione di Storia Patria per il Friuli, che è stata rappresentata stamani dal professore Tilatti. Entro immediatamente in argomento. La ricostruzione delle migrazioni dei Longobardi e della loro civiltà materiale è legata allo studio delle necropoli loro attribuite nelle sedi europee che il testo dell'Origo e il racconto di Paolo Diacono soprattutto hanno indicato quali tappe dei numerosi spostamenti compiuti da questa gens della tarda antichità dal bacino inferiore dell'Elba all'Italia. Scavi e studi di necropoli sono infatti prevalenti per numero rispetto a quelli riguardanti gli insediamenti, la cui conoscenza trae peraltro spunto dalle indagini sui contesti sepolcrali. Alle ricerche sui villaggi di capanne occupati per i periodi necessari allo svolgimento di attività produttive in varie zone dell'Europa centro-settentrionale e nelle province danubiane si sono affiancate quelle sull'insediamento nelle città romane occupate dagli inizi del VI secolo e in grado di fornire queste indagini altri dati, soprattutto sull'integrazione di questo popolo germanico nel contesto romano-mediterraneo e sul completamento della loro etnogenesi, da rapportare alla latinizzazione e alla conversione alla fede cattolica. La pluridisciplinarietà delle indagini,
che in aggiunta a quelle di carattere storico-artistico e architettonico sono venute via via riguardando anche l'antropologia fisica e l'alimentazione, si è arricchita in anni recenti delle analisi condotte sul DNA che appaiono piuttosto promettenti. Se il problema dell'identità etnica dei corredi funerari posto dall'archeologia post-processualista, che ha considerato la cultura materiale come un sistema di segni a pluralità di significati soggetti all'interpretazione dei fruitori, è stato superato, tanto che, aggiungo che i manufatti e la loro ornamentazione, oltre a essere espressione di genere, possono costituire un indicatore socio-economico e fornire indizio di differenziazione etnica o culturale in rapporto alle circostanze del suo impiego. Dicevo, se il problema dell'identità etnica dei corredi funerari è stato superato, tanto che le attribuzioni riguardano ora l'età longobarda o gota più che etnie definite, ciò è avvenuto in seguito ad un dibattito che ha preso le mosse anche d'oltreoceano e che ha visto rafforzarsi la consapevolezza di dover riferire i trovamenti barbarici ad una struttura di rapporti fortemente eterogenea, determinata dalla coesistenza di società e culture diverse. In questo senso, il caso dei Longobardi ha mostrato che la coesistenza di vari gruppi etnici e culturali è tutt'altro che statica e non può quindi essere descritta secondo uno stesso modello di rapporti. Dopo un periodo di scontri cominciarono a manifestarsi anche sintomi di tolleranza, di simbiosi e di cooperazione. Questa dinamica dei rapporti reciproci rende estremamente difficile l'interpretazione dei materiali archeologici prodotti di questa complessa situazione. E infatti, dopo aver caratterizzato il VII secolo come il momento dell'acculturazione dei Longobardi, la ricerca è approdata al concetto di integrazione quale atto conclusivo della migrazione, essenziale per il compimento dell'etnogenesi, orientandosi verso la considerazione dei rapporti sociali, culturali ed economici attestati dalle fonti archeologiche in una prospettiva di archeologia e storia dell'Italia tardo-antica e del primo alto medioevo che ha contestualizzato i risultati delle archeologie gota e longobarda. A quanto asserito poc'anzi sulla simbiosi e la cooperazione con altri popoli, si deve aggiungere che la storiografia degli ultimi decenni, soprattutto per merito di Erwin Wolfram, ha chiarito che le migrazioni hanno favorito e accelerato i fenomeni aggregativi di popoli per esigenze politiche e militari, tanto da essere considerate come veri e propri processi di etnogenesi. Le gentes germaniche e quelle tardo-antiche e altomedievali più in generale ne furono il prodotto, reso possibile dalla loro stessa instabilità e variabilità compositiva e dalle condizioni ed esigenze proprie dell'avventura migratoria che costituirono il principale elemento di coesione, lasciando in subordine elementi esteriori come lingua, diritto, religione, usi e tradizioni. Tutta questa situazione ha anche contribuito a una certa debolezza strutturale dal punto di vista politico di queste federazioni di popoli germanici, dei quali parlano anche studi relativi a Tacito. Soprattutto recenti contributi prodotti nel 2023 nella Tacitus Encyclopedia, di cui è uscito solo il primo volume, evidenziano appunto questi fenomeni di popoli che Tacito nomina e che a un certo punto scompaiono o per meglio dire rifluiscono in una compagine nuova come quella dei Vandali, per esempio. Ma insomma non posso scendere in questi dettagli per esigenze di tempo. A differenza di quanto era stato sostenuto da Venskus, secondo il quale la questione
di un popolo era fondata sulla comune convinzione dei suoi appartenenti di aver avuto in un oscuro passato antenati comuni, di far parte di una stessa comunità, Wolfram ha inteso una gens non come una comunità fittiziamente fondata sulla discendenza, ma come una federazione su base polietnica aperta a qualsiasi apporto e possibilità di aggregazione in rapporto agli sviluppi dell'ondata migratoria, la cui unità si manifestava essenzialmente come exercitus, mentre veniva mantenuta come finzione la fede in una discendenza comune. Un esempio di variabilità della composizione etnica di una gens della tarda antichità è offerto dal racconto di Paolo Diacono, che indica la struttura aperta della gens Langobardorum, nel cui esercito, per far fronte alle iniziali difficoltà militari dell'impresa migratoria, vennero inseriti nuclei di schiavi che erano stati resi uomini liberi. L'autore dell'Historia Langobardorum ricorda inoltre che la compagine condotta in Italia da Alboino nel 568 era a dominanza longobarda, ma ne facevano parte anche Gepidi, Bulgari, Unni, Sarmati, Sassoni, Turingi, Svevi e Romani delle province danubiane. Questa almeno è la testimonianza di Paolo Diacono. Tutti però si riconoscevano nell'identità longobarda, della quale furono accreditati anche i sovrani e coniugi Agilulfo e Teodolinda agli inizi del VI secolo. La seconda era, come è noto, Baiuvara, il primo era a capo del nucleo di Turingi insediati a Torino e nel Piemonte d'intesa con i Longobardi. Più complessivamente nella sua opera Paolo Diacono, longobardo e monaco benedettino, documenta la continua e complessa etnogenesi del suo popolo, il suo continuo mutamento dovuto alle molteplici contaminazioni culturali nelle varie sedi raggiunte, ciò che, mi pare, Wolfram ha più volte evidenziato in rapporto alla variabile formazione dei popoli della tarda antichità e dell'alto medioevo. La complessa e continuata rinnovata etnogenesi si concluse in sostanza per tutte le gentes che dettero vita ai regni romano-germanici con la conversione al cattolicesimo romano, l'acquisizione della lingua latina e l'abbandono degli idiomi originari. Questo è valso anche per i protobulgari provenienti dall'Asia, che si stanziarono nei Balcani tra il VII e l'VIII secolo, fondendosi con gruppi endemici slavi, dai quali acquisirono la lingua e convertendosi al cristianesimo alla metà del IX secolo. Tracce toponomastiche della loro presenza non mancano in Italia, perché un nucleo guidato dal duca Alseco, duca secondo Paolo Diacono, Alsec, intorno al 665, ottenne da Grimoaldo I, all'epoca duca di Benevento, dal 651 al 62 e re dei Longobardi da quell'anno fino al 671, di potersi insediare con la sua gente nell'area di Isernia, Sepino, Boiano, attuale regione del Molise, dalla quale verosimilmente alcuni elementi sciamarono in altre zone della penisola, come ad esempio il Cilento. L'esempio di integrazione dei bulgari è lontano da quello dei magiari, che si convertirono al cristianesimo, conservando però la loro identità linguistica e venendo a costituire un enclave nel mondo slavo. Questo riporta alla complessità della carta etnica europea, nella quale la formazione di nuovi stati in territorio romano comportò profonde trasformazioni sociali, politiche, istituzionali, ponendo le premesse per ulteriori sviluppi che avrebbero alla lunga portato alla formazione degli stati nazionali o di compagini più ampie. La conferma del completo cambiamento del quadro etnico dell'Europa è offerta dalle conseguenze prodotte nella parte orientale dalla grande migrazione degli slavi, che segnarono il confine del mondo germanico ad est e con gli insediamenti balcanici degli slavi meridionali spezzarono definitivamente l'unitarietà
dell'orbe romano, separandone il contesto greco-bizantino. Nell'età di Paolo Diacono, del re Desiderio, della regina Ansa, di Arechi II e Adelperga, figlia di Desiderio, la ritualità funeraria era cambiata rispetto a quella praticata da altri e ben diversi Longobardi nel bacino inferiore dell'Albis Flumen, fiume Elba, fra il I secolo a.C. e il IV-V d.C., quindi nelle sedi raggiunte da questo popolo in Boemia, Moravia, Austria inferiore e infine nelle province a sud del Danubio, ove il rito dell'inumazione aveva finito col prevalere su quello dell'incinerazione praticato in via quasi esclusiva fino al IV-V secolo. Qui vediamo una carta molto schematica della migrazione e puntualizzo che la migrazione dalla Svezia meridionale è una pura ipotesi fondata sulle affermazioni di Paolo Diacono, ma insomma è sostanzialmente un dato al quale quasi nessuno più crede per mancanza di dati archeologici concreti e di indicazioni più precise delle fonti. La carta successiva mostra il territorio dell'Elba inferiore, nel quale sono state scavate numerose, sia nell'Ottocento che nella seconda metà dell'Ottocento, che per almeno un settantennio del XX secolo, numerose necropoli a incinerazione con corredi funerari che rapidamente vi mostro, purtroppo rapidamente perché il tempo è tiranno, e qui segue una schematica rappresentazione che peraltro si deve al collega ed amico Paolo De Vingo della pratica funeraria di una popolazione germanica, dei Longobardi in questo caso, che appunto depongono il defunto con gli oggetti nella fossa, ma poteva trattarsi anche di un sarcofago costruito in opera utilizzando delle lastre in pietra o materiali del genere. Talvolta si usavano anche tronchi d'albero scavati in maniera da ricavare una sorta di letto funerario. Quindi la ritualità praticata dai Longobardi è sostanzialmente questa, e per quanto riguarda questo sia in area danubiana ma anche prima, sia in Italia almeno per tutto il VII secolo. È una ritualità che per quanto riguarda la struttura dei corredi deposti nelle sepolture integrati da manufatti germanici e da manufatti di area mediterranea o romano-bizantini col progredire della migrazione, appunto, in Italia compaiono in rapporto alla conversione croci in lamina d'oro o d'argento, segno evidentemente dell'avvicinamento alla religione cristiana. La ritualità, dicevo, era stata imperniata sul modello che quei pochi esempi che ho presentato in qualche modo riescono a rappresentare, era stata imperniata sul modello di area nord e centro europea, rappresentato fra i tanti possibili dalla deposizione del re dei Franchi Childerico, padre di Clodoveo, rinvenuta il 27 maggio 1653 presso la chiesa di San Brizio a Tournai, ora in Belgio. Si tratta naturalmente solo di un esempio che sarà seguito da quelli veramente clamorosi delle navi funerarie con camera sepolcrale di Satonou, le due navi funerarie inserite all'interno di un contesto sepolcrale più ampio con tombe particolarmente ricche. Si tratta di trovamenti che si riferiscono al VII secolo. Quello della tomba di Childerico è un contesto funerario
molto importante, rappresentativo di una ritualità di alto livello. Non ho tempo di leggere quello che ho scritto su questo trovamento, peraltro sintetizzando dati molto più estesi, ma insomma si tratta di una tomba che venne strutturata da Clodoveo, figlio di Childerico, non solo per rendere omaggio al defunto e rappresentarne la qualità, ma anche per accreditarsi e accreditare la dinastia dal punto di vista politico anche di fronte alle pretese di Siagrio, Magister Militum per Gallias, che contendeva il primato intendeva contendere il primato a Clodoveo. Il contesto funerario era davvero eccezionale. Qui vedete l'anello con l'iscrizione Childerici Regis. C'è stato un ampio dibattito sulla possibilità che questa iscrizione testimoni che quella era la tomba di Childerico, ne ha scritto molto Guy Alsal, e peraltro è stato sostenuto che le 300 cicale o api di oro ornate da almandini entro alveoli e che erano assicurate da Asole al paludamentum, al mantello color porpora del sovrano, trovino riscontro nelle api d'oro ricamate sul mantello di Napoleone Bonaparte, quale è stato raffigurato varie volte, e tra l'altro nel dipinto di Jacques-Louis David, che raffigura appunto l'incoronazione di Napoleone imperatore dei francesi il 2 dicembre 1804 in occasione appunto di questo evento che avvenne alla presenza del Papa. Non entro nel merito della fattura dei gioielli che sono stati rinvenuti in questo straordinario contesto cerimoniale che è la tomba di Childerico, coperta da un tumulo con diametro di 20 metri, perché non c'è davvero il tempo, ma sicuramente Clodoveo volle evidenziare le funzioni di alto funzionario della burocrazia romana del padre, che era governatore della Belgica seconda, ma anche le funzioni monarchiche di monarca esercitate su un territorio che gli era stato attribuito e nel quale in sostanza rappresentava il potere, impersonava il potere assoluto, anche se si trattava di un regno costituito all'interno del territorio dell'impero romano. Quindi è un esempio di una ritualità di alto profilo, che è quella che troviamo rappresentata poi su scale inferiori anche in contesti danubiani e italiani. Quindi, ispirata a questo e ad altri modelli di area nord e centroeuropea, la ritualità praticata dai Longobardi mostrerà il loro progressivo avvicinamento alla cultura delle province romane e dell'Italia occupate, tanto che re e regine e gli esponenti dell'aristocrazia, sul modello configurato dalla sepoltura di Teodolinda nel San Giovanni di Monza, cominceranno a farsi seppellire nelle chiese da loro fondate quali mausolei funerari, ma permarranno fra VI e VII secolo le sepolture in campi aperti, quali sono quelle scavate in area danubiana. Vediamo degli esempi da Istvan Bona, che ha riportato in luce più di 300 tombe in almeno 9 necropoli, e comunque ha edito in varie sedi i manufatti e proprio le sepolture stesse. Questi sono solo 4 rilievi di sepolture femminili e maschili rinvenute in territorio pannonico, pubblicate nel volume postumo del 2009 curato da Yolanda Bona Horvat, moglie archeologa la stessa di Istvan Bona,
dove appunto gran parte degli scavi compiuti da Bona, scavi sui quali egli aveva pubblicato vari articoli, sono stati presentati in maniera più organica. Quindi simili nella struttura e nella composizione dei corredi che si arricchiscono di manufatti di area romano-mediterranea, come nel caso della necropoli di Casteltrosino, Ducato di Spoleto, considerata come un contesto misto, le necropoli scavate in Italia hanno incrementato le informazioni e contribuito ad alimentare il dibattito sul valore delle testimonianze archeologiche nello studio delle migrazioni e dei processi di etnogenesi. Non elenco le ricerche che hanno interessato poi in gran parte anche il Friuli, il Bresciano, il Piemonte, che Piemonte, Lombardia e Friuli si sono venute sempre più caratterizzando negli ultimi anni come luoghi privilegiati della ricerca dei Longobardi. Aggiungo però che un rilievo non da poco hanno le due necropoli di Vicenne e Campochiaro di Boiano, scavate una ventina, un po' più di 20 anni fa in Molise. Si è trattato di rinvenimenti che hanno una grande importanza per la compresenza di necropoli e anche di tracce degli insediamenti relativi a questi centri funerari, e anche grazie a queste indagini ha preso corpo il concetto di un'acculturazione reciproca e forse non unidirezionale, che da ultimo avrebbe portato alla formazione di nuove consuetudini funerarie comuni e in definitiva alla vera e propria integrazione fra le due distinte componenti culturali longobarda e romana, da ritenere come lo sviluppo naturale dell'incontro di culture diverse e che portò poi in sostanza al completamento dell'etnogenesi dei Longobardi, ai quali si riferiscono queste produzioni ceramiche della Pannonia e orafe, che peraltro trovano riscontro nelle produzioni italiane rinvenute nelle tombe dei primi 30-40 anni, salvo che appunto intorno agli anni 30 del VII secolo compare anche la croce in lamina d'oro, che è segno evidente di avvicinamento, come dicevo poc'anzi, alla cultura cristiana. Questa è la lamina del Museo del Bargello. L'uso dell'anello sigillare è un altro elemento che segna l'avvicinamento, l'integrazione con gli usi e le consuetudini di area imperiale e così via dicendo. E potremmo andare avanti con molti altri esempi. Ai temi dei cambiamenti, della ritualità della morte, della parziale germanizzazione del costume italiano, della progressiva romanizzazione di quello longobardo e dell'integrazione di Ostrogoti e Longobardi nel contesto mediterraneo, si è affiancato quello teorico-metodologico inerente la rappresentazione degli inumati nella società, che veniva decisa in sostanza da chi ne organizzava i funerali, decidendo la composizione dei corredi. Si è trattato di progressi notevoli in campo archeologico, ma naturalmente rimane l'esigenza che l'archeologia possa mettere a disposizione più materiali per un'adeguata valutazione dei rapporti fra Longobardi, intesi come una compagine multietnica, e romani, fermo restando che l'interpretazione delle testimonianze, sia scritte che archeologiche, come è emerso anche nel corso delle precedenti relazioni, si configura in ogni caso come il prodotto delle idee, degli schemi mentali degli studiosi che ne interpretano, ma il dato archeologico comunque, per quanto si possa interpretare relativamente per esempio all'archeologia di chiese, edifici, è quello che risulta evidentemente dagli scavi. Se non vi sono strutture e non si trovano neanche le trincee di asportazione delle fondazioni di strutture, vuol dire che la struttura non è mai esistita, perché purtroppo sono state prospettate anche interpretazioni, in alcuni casi assolutamente prive di fondamento, proprio perché prive del dato
di riferimento materiale, fosse anche presente nella forma della trincea di asportazione, che significa appunto l'eliminazione completa dell'edificio, ma non dell'area in cui erano inserite le strutture di fondazione. Scusate della lunghezza un po' eccessiva, ma ho tentato il possibile per sintetizzare la materia. Professor Rotili ci ha parlato magistralmente dei miti e dei riti, e in particolare dei riti della morte, che sono naturalmente in ogni società importantissimi, perché sono i riti che separano, diciamo, i vivi e i morti, e allora riuscire a leggerli, e in questo negli ultimi anni appunto è accaduto, cioè uno sforzo ermeneutico sempre più anche avvincente per i non esperti del campo, riuscire a leggere appunto i dati archeologici come dati complessi, ecco, non dati immediatamente leggibili, per cui una tomba con corredo longobardo è longobarda, una tomba con corredo romano è romana, insomma, e invece riuscire a leggere la complessità è uno dei grandi meriti dell'archeologia e anche di quella parte della storia che si occupa di questi temi in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni forse. Grazie mille, grazie. Chiamo adesso il professor Paolo De Vingo dell'Università degli Studi di Torino, eccolo qua, che ci parlerà sul tema i dati materiali e il contributo dell'archeologia, per cui rimaniamo sul pezzo. Sempre più o meno nello stesso ambito. Sì, io devo fare anche una premessa, nel senso che non volevo sovrappormi a Marcello Rotili per quello che riguarda la parte sui corredi, che avrei dovuto trattare comunque nell'ambito, diciamo, di questa presentazione, no? In qualche modo, occupandomi dei dati materiali, avrei dovuto comunque parlarne e inserirli. Però ho preferito concentrarmi su altre manifatture, nello specifico il vasellame, quindi sia, diciamo, manifatture in ceramica, pietrollare, vetro e metallo, che sono peraltro un tipo di manifatture non sempre così comunque considerate, e anche se però secondo me adesso appunto spero di riuscire a presentare un quadro sufficientemente organico, sono molto importanti. E poi peraltro sono anche un tipo di argomentazione che per primo Marcello Rotili incominciò ad occuparsene, cercando di sottolineare la loro importanza in tempi non sospetti, e quindi io ho voluto volutamente seguire questa sua indicazione, cercando di sottolinearne l'importanza e di in qualche modo ricollocarla anche nel quadro economico del periodo, se volete perdonarmi, insomma, grimoaldiano, diciamo, del nostro, diciamo, convegno. Ovviamente sono grato al Centro Studi Longobardi per avermi invitato anche in questa circostanza, e quindi spero, diciamo, di riuscire a produrre una presentazione all'altezza, diciamo, della situazione. Vado subito nel dettaglio, saltando chiaramente tutta, diciamo, la parte che volevo farvi vedere, ma che poi anche per mancanza di tempo presumo, diciamo, che di non parlarvi. Insomma, sono i grandi contesti necropolari, diciamo, dell'Italia centro-settentrionale, che peraltro sono in corso, diciamo, di pubblicazione, tipo Sant'Albano Stura, ma non ancora del tutto editi, e quindi anche da questo punto di vista, prima di fare qualsiasi considerazione di tipo numerico o cronologico, credo che sia opportuno, diciamo, non addentrarsi in questo tipo di situazioni. E quindi passerei molto rapidamente. Queste appunto sono le slide che avevo preparato, che in effetti la parte dei corredi sicuramente era sia maschile che femminile, naturalmente, comportava delle riflessioni che però comunque mi sento di superare. E arriviamo invece rapidamente, ecco, a questa prima slide.
La ceramica in modo particolare sottolinea il processo di trasformazione degli apparati produttivi tardo-antichi e la formazione di profonde differenziazioni regionali e subregionali non solo tra i territori bizantini e quelli controllati dai Longobardi, ma anche nelle singole aree. Il processo è meno percepibile nel settore centro-meridionale della penisola, mentre ha dinamiche che si realizzano in tempi molto più brevi nella parte centro-settentrionale italiana. Le ricerche archeologiche realizzate in questi ultimi anni in alcuni municipi romani controllati dopo il 553 dai reparti militari bizantini hanno riportato alla luce quantità consistenti sia di manifatture ceramiche prodotte in ambito locale sia di vasellame realizzato nelle officine delle antiche province nordafricane e in misura minore in quelle orientali. Si tratta di vasellame fine da mensa, lucerne e anfore da trasporto che documentano come i meccanismi caratteristici del sistema produttivo tardo-antico fossero ancora attivi nel corso del VII secolo, nonostante il volume complessivo degli scambi fosse considerevolmente diminuito, ma al tempo stesso confermano anche che da parte longobarda c'era una, direi anche perfetta comprensione del funzionamento del sistema produttivo italico, nel quale chiaramente questo secondo me spiega anche il motivo per cui loro sono riusciti ad inserirsi e a gestirlo comunque in modo efficace. Nelle tombe delle necropoli longobarde della penisola italiana sono inserite abbastanza frequentemente, non in numero elevato, però ci sono contenitori in sigillata africana D, che è la tipica produzione di vasellame tardo antico africano, riconducibile a vasi a listello, coppe, scodelle, ma anche a contenitori come le spataie che sono anfore di piccole dimensioni. La presenza di questi materiali di importazione africano consente di sviluppare alcune considerazioni. Anzitutto conferma il ruolo prioritario sostenuto in particolar modo da Cartagine e dalla Tunisia, cioè la provincia della Bizacena, più in generale quale dirette produttrici di un surplus di derrate destinate ad alimentare i mercati mediterranei, alle quali possono essere associati merci sussidiarie, espressive del mantenimento in funzione di strutture produttive di ceramiche su scala industriale. Una disposizione del codice teodosiano dichiarava in modo molto esplicito che le navi con carichi fiscali provenienti dal Mediterraneo orientale dovevano trasferire direttamente nel porto di destinazione finale i loro prodotti e vietava qualsiasi scalo temporaneo lungo la rotta per scaricare e vendere parte del carico. È possibile che per Cartagine, che costituiva un punto nevralgico nel controllo delle rotte marittime tra il Mediterraneo orientale e quello occidentale, poteva essere stata fatta un'eccezione a vantaggio del riconoscimento di una sua funzione di smistamento secondario di merci provenienti dalla Pars Orientis. Questa ipotesi si basa sugli alti indici di presenze di anfore da trasporto orientali riscontrate negli scavi di Cartagine, nelle fasi successive alla rioccupazione bizantina e sulla considerazione che i pochi relitti di VI-VII secolo con manifatture nordafricane individuati nelle acque del Mediterraneo centro-occidentale presentano componenti secondarie del carico, costituite da contenitori orientali. È anche interessante, ed è anche quello di cui mi sono posto il problema, cogliere quello che succede, nel retroterra economico padano, dove gli arrivi di anfore ceramiche africane sembrano diminuire soltanto tra la fine del V e il VI secolo. Però con un'eccezione che guarda caso riguarda proprio Brescia-Santa Giulia, scavo molto importante dove è stata messa in evidenza la presenza, anche se su scala più ridotta, di contenitori da trasporto africani e medio orientali di fine VI-VII secolo, in parte simili a quelli ritrovati nei contesti della Liguria marittima, quindi del settore costiero. Il contesto romano del tardo VII secolo della cripta Balbi presenta una ricca tipologia di anfore medio orientali ed egee, accanto a quelle africane, circa un terzo del numero complessivo. Numerose evidenze dimostrano ormai come anche la Tunisia abbia continuato ad esportare i propri prodotti oltre i 650-675.
La sigillata tunisina di tipo D è documentata con le forme vascolari della fase produttiva finale non solo nei contesti del tardo VII secolo del Mediterraneo occidentale, ma anche in quelli orientali, e non soltanto nelle aree italiche, perché infatti a Marsiglia le anfore africane passano, a seconda se il computo considera il numero complessivo dei frammenti oppure soltanto quelli significativi, rispettivamente da un 20-22% nel secondo quarto del V secolo al 47-61% tra tardo VI e rispettivamente a tardo VI e inizio VII secolo al 90-97%, quindi quasi alla totalità nel corso del VII secolo. In questo modo potremmo ipotizzare per i secoli compresi tra la fine del tardo antico e la prima fase alto medievale lo sviluppo di un modello economico basato su una estensiva produzione annonaria di vino e derivati dalla lavorazione del pesce per le regioni nordafricane sotto il controllo imperiale ed una prevalente produzione vinaria da parte di quelle orientali. La conquista longobarda determinò l'introduzione di manifatture estremamente caratterizzanti la cultura materiale di questa popolazione, che trova un ampio riscontro nelle sedi pannoniche, vale a dire la ceramica a cottura riducente con decorazione a stampiglia e quella a stralucido, sulla quale non voglio soffermarmi molto perché poi ne parlerà poco oltre la mia presentazione la collega Silvana Rapuano. Questa particolare tipologia ceramica compare principalmente in Lombardia, Piemonte e Veneto, mentre in quantità più modeste sono state ritrovate in Friuli, Emilia-Romagna e Liguria. Soltanto occasionalmente sembrerebbe presente nella penisola italiana centro-meridionale con due forme attestate nella necropoli di Nocera Umbra, anche se sembrerebbe piuttosto dovesse riferire alla fase dell'immigrazione e non a quella della stabilizzazione socio-economica posteriore. Questo è un passaggio importante perché da un lato viene importata, ma dall'altro poi viene prodotta anche in Italia, ed infatti in queste aree la quantità più consistente di vasellame fittile continuò ad essere prodotta nelle officine locali, che non rimasero comunque immuni dall'influenza artigianale longobarda, ben recepibile nella morfologia ibrida e incerta di alcuni contenitori ritrovati a Nocera Umbra e fra quelli inseriti nei posti di deposito modenese. Però per la ceramica longobarda, sulla base degli aspetti formali e sui risultati delle analisi mino-petrografiche, sono stati identificati almeno un centro e un territorio produttivo, dotati di quei requisiti strutturali che consentirono un inserimento nella rete commerciale esistente di distribuzione delle manifatture realizzate, il primo a Brescia e il secondo a Testona. La ceramica longobarda rimase ovunque una produzione minoritaria, riservata ad una clientela circostanziata che possiamo supporre fosse composta da individui germanici, mentre il resto della popolazione utilizzava nella preparazione e nella conservazione del cibo vasellame di tipo diverso, contenitori da fuoco o di uso comune, realizzato nelle officine tradizionali tardo-antiche ancora attive nella prima fase della conquista. Nella parte centro-settentrionale del Regno Langobardorum, sia la produzione vascolare longobarda tradizionale, sia quella di ambito locale conobbero una crisi irreversibile nel corso del VII secolo, non solo per il passaggio delle nuove manifatture altomedievali che avrebbero avuto caratteri tecnologici ancora più accentuati in senso locale, ma anche per un significativo incremento della pietra ollare, che diventò per le sue qualità naturali il contenitore più adeguato ad una lunga esposizione al contatto del fuoco per la cottura di minestre, zuppe e stufate di carne, che è la base alimentare tipica della componente altomedievale di vicino al mondo germanico. La pietra ollare raggiunse proprio nel VII secolo ed in quello successivo le percentuali di diffusione maggiori, quando è attestata con una certa regolarità in tutti i principali contesti insediativi della pianura padana. La quantità di questi recipienti risulta superiore ad ogni aspettativa ed è in netto contrasto con quella che potrebbe costituire una interpretazione preconcetta basata unicamente su presupposti geopolitici. Le dimensioni del fenomeno esprimono infatti un flusso commerciale ininterrotto tra i centri di estrazione e lavorazione concentrati su entrambi i versanti delle Alpi centro-settentrionali ed orientali
e le aree di distribuzione e di commercializzazione che prescindono da qualsiasi considerazione basata sulla rigida divisione tra territori occupati dai Longobardi e quelli posti sotto il controllo bizantino. Lo stesso discorso si può applicare probabilmente anche al vetro, che nelle forme superstiti del bicchiere a calice, sono questi per esempio una tipologia abbastanza nota, questi provengono in particolar modo da un castrum bizantino nella Liguria di Ponente, Sant'Antonino di Perti, della bottiglia della Lucerna, ed è caratterizzata da una straordinaria uniformità morfologica sia in area longobarda sia in quella romano-bizantina. A parte gli esemplari di altissima qualità artistica, come i corni potori e le coppe dalle intense colorazioni verde scuro e blu con festoni e filamenti applicati, oppure con decorazione policroma e a piuma o a fiamma che ricorrono in particolar modo nel periodo compreso tra il tardo VI secolo e il primo quarto di quello successivo, concentrati nelle aree interne di ambito bizantino, in quelle adriatiche, costiere o seguendo il percorso che univa Roma a Ravenna. La produzione vetraria corrente conobbe una distribuzione piuttosto omogenea nel corso del VII secolo. I bicchieri a calice rappresentano ormai dei veri e propri punti di riferimento culturali per il periodo longobardo, ma anche le bottiglie e le lucerne appartengono a produzioni seriali che non subiranno sostanziali variazioni morfologiche per tutta la fase altomedievale. Esistono perlomeno delle considerazioni sul vasellame in metallo, che ricorre poco frequentemente nelle sepolture longobarde nella penisola italiana, però con dei casi, con delle concentrazioni più o meno significative, anche per esempio proprio qui in Friuli, nel caso per esempio di Cividale San Mauro, ma non è l'unica chiaramente circostanza. Anche se però nel caso di Cividale, se vi ricordate, compare frequentemente quella brocca con l'ansa punto interrogativo che si ritrova per esempio in sporadiche situazioni in Emilia-Romagna, a Spilamberto e anche a Montale, mentre invece i vacili o le padelle comenili sono un po' più diffuse anche in altri contesti, per esempio anche a Nocera Umbra. Questo è tutto materiale che sappiamo essere legato a manifatture di produzione bizantina. Ne è stato trovato per esempio anche un carico davanti alle acque di Camarina in Sicilia, poi con il forte dubbio che si tratti in realtà di manifatture o prodotte, quindi diciamo il carico fosse conseguenza di un trasporto interrotto, un naufragio è sempre una circostanza tragica perché si tratta in effetti diciamo di un percorso che non è finito, oppure di un carico che stava arrivando in Sicilia. Anche su questa questione non è stata fatta ancora molta chiarezza e quindi mi avvio rapidamente alle conclusioni. Il quadro interpretativo e conoscitivo al quale i ritrovamenti archeologici nella penisola italiana hanno offerto un contributo fondamentale dalla fase della conquista in poi risponde prevalentemente a due ordini. Scusatemi, ecco, vi volevo far vedere anche diciamo queste produzioni di cui ho accennato prima, che nel caso di Spilamberto sono concentrate in alcune sepolture di individui subadulti, femminili, in quantità però molto consistente. Quella al centro è la brocca con l'ansa punto interrogativo che trova dei confronti e con quei piedini si notano, diciamo, se ne nota uno soltanto nella parte inferiore per in qualche modo appoggiare il contenitore al suo supporto fisso. Gli altri sono vasellame, diciamo la padella che vedete diciamo in alto trova confronti anche per esempio a Nocera Umbra ed è tutto vasellame in qualche modo riconducibile a manifatture non longobarde. Anzitutto riguarda le modificazioni che intervengono presso i Longobardi per effetto del loro inserimento nel nuovo contesto, per la necessità di abbandonare la cultura originaria e la conseguente economia, anche di rapina, per i processi di acculturazione e di assimilazione alla classe romana dirigente cui essi si sostituirono ed inoltre il problema dell'impatto dell'invasione in Italia, il suo effetto sui processi di continuità e di sopravvivenza
del precedente ordine tardantico. Di queste manifatture qui, peraltro, vasellame e metallo, in Pannonia ci sono esempi molto molto limitati. Sembrerebbero essere tutte manifatture che non compaiono improvvisamente, ma che caratterizzano molto, diciamo, la fase italica, però è importante questo ricordarlo, proprio dal Friuli, cioè dalla fase della conquista originale. La qualità degli oggetti commercializzati, accolti nel corredo sepolcrale degli esponenti aristocratici longobardi, naturalmente non ho premesso, ma lo dovevo fare, scusatemi, che qui parliamo chiaramente, diciamo, di una componente elitaria molto elevata, quindi è la parte aristocratica che noi vediamo, non è tutta, diciamo, la componente in qualche modo della popolazione, che era sicuramente molto variegata, molto stratificata, ma della quale però c'è una percezione sicuramente limitata. Noi parliamo, diciamo, della parte aristocratica, cioè di coloro che potevano in qualche modo permettersi l'acquisto di queste manifatture, che, come giustamente ha sottolineato Marcello Rutilli, era tutto materiale che andava perso secondo la loro logica, cioè una volta che tu lo inserivi nella tomba e la tomba era chiusa non potevi, diciamo, recuperarlo, tant'è vero che, se vi ricordate, se ne è già parlato frequentemente, Rotary prevedeva addirittura il taglio, diciamo, delle mani per coloro che venivano in qualche modo sorpresi a violare le tombe, quindi le tombe erano uno spazio cultuale, culturale, sacrale e in qualche modo non violabile. La quantità degli oggetti commercializzati accolti nel corredo sepolcrale degli esponenti aristocratici longobardi, quali raffinati manufatti in vetro e in avorio, vasellami in bronzo, ceramiche fini, e la posizione di grandi laboratori centralizzati come quello della cripta Balbi, ma non soltanto come la cripta Balbi è uno, diciamo, di questi, studiato e anche analizzato, per esempio, anche assieme ad altri contesti produttivi da Vasco alla Salvia, furono i due elementi determinanti per garantire le importazioni di merci suntuarie bizantine che in Italia seguivano per il volume di traffico attestato l'asse viario adriatico piuttosto che quello tirrenico. Volevo abbreviare. Ecco, arriviamo un pochino alla conclusione. Nella prima metà del secolo VIII, scusatemi, è probabile che almeno una parte dei Longobardi aveva acquisito una discreta conoscenza della lingua latina e le successive codificazioni del diritto intraprese dai loro sovrani regolavano i principi della convivenza nella prospettiva di diminuire le distanze non solo tra ambienti sociali di origine ma anche di tradizione diversa. Si ricorderà inoltre che la penisola italiana era divisa politicamente e nelle regioni soggette a Bisanzio la popolazione continuava a vivere secondo gli antichi costumi, mentre la presenza di profughi che avevano abbandonato ovviamente i territori, ad esempio, occupati dagli arabi, contribuì al tempo stesso a rafforzare la componente greco-orientale, nonostante i cronici contenziosi tra i re longobardi, i luogotenenti imperiali e i papi, che detenevano di fatto il potere a Roma, venivano stabilmente mantenuti i contatti reciproci, contribuendo alla rinascita economica e intellettuale in tutte le regioni della penisola della parte appenninica. In questo scenario acquistano molta importanza gli oggetti suntuari mediterranei inseriti nei corredi, poiché indicano il livello di ricchezza raggiunto dalla classe dominante, cioè dalla parte aristocratica, rispetto a tutti gli altri gruppi sociali. È vero che la conquista longobarda spezzò in modo definitivo il substrato culturale e produttivo della penisola italiana, che per quanto in forte recessione e degrado riuscì ancora a mantenere carattere di unitarietà, ma non pose affatto le premesse di una crisi violenta e di un'involuzione generalizzata come un tempo erano state ipotizzate. Sono evidenti i risultati di alcuni processi di trasformazione, pur in un quadro di depauperamento e di frammentazione soprattutto, quali quelli appunto della fase grimoaldiana, impremendo perlomeno un'improvvisa accelerazione, ma sono gli stessi già in atto nella penisola italiana almeno dalla fine del mondo romano, e quindi tutto sommato questo periodo qua, secondo me, è un periodo di trasformazione, di cambiamento che mette in luce qualcosa che si sta verificando, che si avverrà subito dopo, ma non è affatto un periodo, secondo me, di regressione. Per me vale il principio della trasformazione e della evoluzione politica, sociale ed economica, ma non di un degrado e di una in qualche modo involuzione totale e generalizzata. Grazie.
Posso accomodarmi? Ringraziamo anche Paolo De Vingo per la sua bella relazione che conferma da un altro punto di vista, diciamo, l'importanza cruciale che in questi ultimi decenni ha assunto il VII secolo come età, momento chiave di trasformazione tra il tardo antico e l'alto medioevo e attraverso appunto il contributo di De Vingo abbiamo visto come gli oggetti che camminano, diciamo, attraverso le aree, uniscono le aree del Mediterraneo e l'area italica in particolare, valicando quei confini politici che siamo abituati a calcolare, per esempio nella visione del Regno Longobardo, con la sua frammentazione storica irrisolta, perché poi alla fine appunto non verrà risolta. Chiamo adesso a relazionare, come ho preannunciato, Luca Zavagno, eccolo qua, della Bilkent University di Ankara, giusto? Che ci parlerà è un tema coerente con le relazioni già sentite, perché l'impero bizantino e il regno di Grimoaldo. Beh, mi unisco anch'io ai relatori che mi hanno preceduto, sì. Ringraziare il Centro Studi Longobardi, gli organizzatori, il professor Archetti per il gentile invito. La vita di Grimoaldo, sia durante la parabola che lo condusse a capo del Ducato Longobardo di Benevento, che durante la scalata alla corona del regno, fu inevitabilmente intrecciata alle contemporanee vicende dell'impero bizantino, in particolare di quelle che coinvolsero le sue province meridionali italiche affacciate sul Mediterraneo centrale. Ovviamente parliamo di circostanze di natura squisitamente politica e militare, anche se non bisognerebbe tralasciare come queste si intrecciassero alla sua vicenda personale. Basti pensare alla tragica fine dei suoi fratelli maggiori, i duchi del Friuli, Taso e Cacco, già menzionata qui ripetutamente, e che Paolo Diacono, nell'Historia Langobardorum, descrive come una brutale uccisione da parte del patrizio dei Romani Gregorio, che si era impegnato con Taso a radergli la barba e quindi a farlo diventare suo figlio adottivo. In realtà ha tiratolo insieme al fratello Oderzo, come abbiamo già sentito precedentemente, Oderzo che era il principale saliente bizantino di quella che un tempo era la Venezia et Istria, lo fece uccidere insieme ai suoi compagni. E non è un caso che Grimoaldo stesso, qualche decennio dopo, precisamente nel 667, soddisfò quella che Paolo Diacono definì il suo odio smisurato, non mediocre, per i Romani, derivato proprio dall'inganno ai danni dei fratelli, e distrusse dalle fondamenta la città di Oderzo, spartendo nel territorio tra i vicini ducati del Friuli, Treviso e Ceneda. Tuttavia, anche prima di quest'ultimo episodio, che di fatto pose fine ai domini romei in terraferma e limitandoli alla Venezia marittima, cioè l'area costiero-lagunare, Grimoaldi e i bizantini si trovavano faccia a faccia sul campo di battaglia. Va tuttavia sottolineato come le percezioni del conflitto e delle sue conseguenze di natura politica, territoriale ed economica fossero totalmente diverse. Da un lato, quello longobardo, siamo di fronte a una frammentazione politica e una regionalizzazione economica delle aristocrazie terriere lungo la penisola. Dall'altro, quello bizantino, esisteva un'ottica pan-mediterranea che interpretava la penisola come una regione che dal punto di vista costiero e marittimo era rimasta, almeno fino al regno di Rotari, principalmente sotto l'egemonia costantinopolitana. Sotto Grimoaldo entrambe queste percezioni vennero distrutturate e ribaltate. Le fortune politiche del futuro re si erano compiute nel Ducato di Benevento, dove aveva trovato rifugio sotto la protezione del duca Arechi, insieme al terzo dei suoi fratelli, Radoaldo. Questi era succeduto al figlio del loro benefattore, ma morì dopo soli 5 anni di regno, passando il potere ducale a Grimoaldo stesso. Va sottolineato come, sebbene la successione ereditaria avesse luogo anche in altri ducati longobardi, Benevento sia l'unico ducato di cui sappiamo che ebbe una dinastia durata più a lungo di 3 o 4 sovrani, e in particolare Radoaldo e Grimoaldo stabilirono una linea dinastica che perdurò per oltre un secolo. Come ben evidenziato da Chris Wickham, possediamo 2 Chronicon, quello di Santa Sofia a Benevento e quello di San Vincenzo al Volturno, che sebbene più tardi rispetto all'epoca di Grimoaldo, ci offrono un quadro alquanto chiaro sia del profilo socio-economico che delle politiche delle élite locali.
E cito qui, they show an aristocracy closely linked with ducal politics and a geographical range for landowning that is hard to identify farther north. Aristocrats were based in the capital and not infrequently have land possession far away from it, both along the Adriatic coast and at the frontier with Lazio. Fine della citazione. Non è quindi un caso che una volta assicuratosi il regno e insediatosi a Pavia, anche grazie all'apporto dell'altro ducato periferico longobardo, quello incentrato a Spoleto, Grimoaldo perseguì una maggiore integrazione territoriale dell'intera Italia longobarda, inclusi particolarmente i 2 ducati indipendenti o semi-indipendenti, appunto di Spoleto e di Benevento. E cito, indeed Grimoald was in far better position than any of his predecessors or successors to integrate the Duchy of Benevento into the Lombard King. Fine della citazione. Quindi abbiamo parlato del versante longobardo, adesso sull'altro di questi versanti, ovvero quello bizantino, il VII secolo vide un cambiamento epocale del profilo sociale, identitario, politico ed economico delle elite secolari ed ecclesiastiche delle Italie bizantine, con la scomparsa delle aristocrazie senatorie, l'affermarsi di una nobiltà di carica militare o vescovile e l'acquisita rilevanza dei rappresentanti del potere centrale, in primis l'esarca Ravennate e successivamente lo stratego di Sicilia e il duca di Sardegna, quest'ultimo testimoniato fino all'VIII secolo avanzato. La progressiva centralità dei possessi bizantini nel meridione, incardinata proprio sulla Sicilia, l'unica regione italica e l'unica grande isola del Mediterraneo bizantino a venire elevata al rango di tema alla fine del VII secolo, ci tornerò su questo a breve, segnò infatti la fine di qualsiasi sogno di restauratio imperi, così come vagheggiato da Giustiniano nella sua ventennale ed esiziale per l'economia e la demografia della penisola campagna militare contro i Goti. L'impetuosa conquista araba delle coste orientali e meridionali del Grande Mare a cavallo degli anni 40 e 70 del VII secolo determinò infatti non solo un ridimensionamento forzato della compagine territoriale bizantina, ma anche un ripensamento complessivo delle strategie militari e navali, in particolare in seguito alla sconfitta di Finiche e i primi 2 assedi della capitale, recentemente datati al 654 e 668. La costituzione di una flotta araba, frutto dell'esperienza e manodopera di marinai copti egiziani, fu principalmente opera di Muawiyah, governatore di Siria prima e poi primo califfo Omayyade, che come già accennato fu fra i primi a battersi per superare la tradizionale avversione delle popolazioni arabe verso il mare, esplicitata a più riprese da 2 dei primi califfi Rashidun, ovvero Umar e Otmar, negli anni 40 del VII secolo. Muawiyah infatti non solo si incaricò di organizzare le prime spedizioni contro Arwad e Cipro, Arwad è un'isoletta al largo delle coste della Siria, Arwad e Cipro appunto nel 648-49, ma fu soprattutto colui che pensò di mettere in pratica una strategia complessiva tesa a respingere le minacce di contrattacco navale da parte dei bizantini, che infatti avevano messo temporaneamente a repentaglio la conquista araba dell'Egitto, e neutralizzare i principali punti di accesso insulari e costieri lungo le rotte marittime del Mediterraneo orientale, altresì essenziali per l'approvvigionamento delle flotte. In questo senso proprio le flotte arabe avevano cominciato, e cito, a librarsi sulle acque del mare, fine della citazione, raggiungendo anche il settore centrale del Mediterraneo, soprattutto dal 660 in poi, e in particolare le 2 grandi isole tirreniche, ovvero la Sardegna, con una spedizione contro Olbia, documentata da una traduzione latina dell'VIII secolo dell'Apocalisse dello pseudo-Metodio, invece scritta alla metà del VII secolo, e la Sicilia, probabilmente già oggetto di attacchi navali nel 651, ma sicuramente nel 668. Esisteva un parallelismo fondamentale fra Sardegna e Sicilia e le isole di Cipro e Arwad, e poi anche Rodi e Creta sulla via per Costantinopoli. Si trattava di una strategia che implicava un ruolo strategico simile per le isole, fungendo da linea difensiva naturale contro la flotta bizantina. Fu proprio in risposta a tale strategia che Costante II mise in atto la sua famosa spedizione in Italia, che lo portò a guerreggiare con i Longobardi di Benevento e poi con l'esercito del regno guidato dallo stesso Grimoaldo. Inoltre, ancora sotto Eraclio, la marina bizantina non costituiva una permanent branch of service ed era altresì vista con sospetto soprattutto per la capacità dei suoi navigli di controllare e navigare le rotte di accesso diretto alla capitale. Lo stesso Eraclio l'aveva utilizzata ampiamente nel corso del colpo di Stato contro il suo predecessore Foca tra 608 e 10. Al contrario, sotto Costante II, l'importanza della flotta in funzione antimusulmana diventò assolutamente nodale, sia in termini strategici che puramente militari. E in questo senso va vista la costituzione del tema marittimo dei Caravisiani, su cui tornerò a breve.
Grimoaldo stesso sperimentò in prima persona il cambio di strategia imperiale quando, poco dopo aver rimpiazzato il fratello come duca di Benevento, si trovò a fronteggiare una spedizione di Greci contro il santuario di San Michele al Gargano. Sebbene diversi studiosi concordino nell'attribuire il tentativo di saccheggiare il santuario ubicato sul promontorio garganico a dei non meglio identificati pirati greci, Paolo Diacono sembra conferire al tentativo militare contro l'Oraculum Sancti Arcangeli in Monte Gargano una portata tale da giustificare l'intervento del duca stesso, il quale, super eos, Grecos, cum exercitu veniens, ultima eos cede prostravit. Non va dimenticato tuttavia che l'episodio venne citato dalla cronaca del monaco cassinense Erchemperto, datata alla fine del IX secolo, che attribuì l'attacco ai napoletani. Infatti Erchemperto, probabilmente basandosi su una geografia del tardo VIII inizio IX secolo, citò l'episodio per condannare un attacco contro i Longobardi di Capua, proprio appunto ad opera dei napoletani, in collaborazione con gli Amalfitani. Attacco avvenuto proditoriamente in occasione della festa del Santo. Risulta quindi chiaro che nel tardo IX secolo il culto di San Michele fosse venuto assumendo chiari toni ideologici e intenti di costruzione dell'identità politica e religiosa dei Longobardi. Tuttavia sia il dato geografico che quello archeologico ci confermano che tale culto venne consolidandosi soprattutto in funzione antibizantina, proprio nell'epoca di Grimoaldo e in quella di suo figlio Romualdo. A quest'ultimo venne infatti affidato il ducato di Benevento quando il padre si spostò a Pavia una volta impossessatosi del regno, come vedremo a breve. Una testimonianza epigrafica documentaria al santuario di Monte Gargano lo riconosceva infatti come cum sortior, correggente del padre, il quale veniva esaltato come il costruttore, erector, che afferrava le cose terrene ma non rinunciava mai alle celesti. Una seconda e contemporanea iscrizione celebrava invece Romualdo stesso, il quale, mosso dalla pietà, mostrò la sua sincerità con un dono per Dio e per il Santo Arcangelo. Il riferimento alla munificenza del duca era un progetto di restauro architettonico che mirava a facilitare la circolazione dei visitatori che Romualdo stesso realizzò con l'aiuto di uomini onorevoli, viri, onesti. Di carattere celebrativo dedicatorio, l'iscrizione venne collocata in un'area di massima visibilità per il largo pubblico di pellegrini che frequentavano il sito. E non è un caso che entrambe le iscrizioni tradiscono in termini di stile epigrafico e sofisticatezza retorica l'appartenenza dei committenti e degli esecutori al milieu culturale regio, esibendo il deliberato intento della nuova dinastia longobarda di incorporare Michele, l'archistratego delle schiere angeliche, nella propria ideologia regale come simbolo di vittoria. E qui cito: The archistrategos did not assuage a nostalgic pagan warrior mentality so much as provide a familiar marker of Roman authority for Lombard rulers. Fine della citazione. E in questo senso va ricordato che le suddette iscrizioni furono di fatto posteriori alla sfida esistenziale sostenuta dal Ducato di Benevento in occasione della spedizione dell'imperatore Costante II, datata al 663. Come già ricordato, l'imperatore era reduce dalla disastrosa sconfitta di Finiche e si trovava a fronteggiare la crescente minaccia della flotta araba. Le prime campagne militari navali islamiche, datate fra il 648 e gli anni 50 dell'VIII secolo, si snodarono in due fasi, che corrisposero a obiettivi militari differenti. La cosiddetta fase orientale, con obiettivo Costantinopoli, assediata nelle due occasioni che ho citato e poi ancora nel 717, e la fase occidentale della prima metà dell'VIII secolo, con la conquista del Nord Africa, la caduta dell'esercato di Cartagine, dell'ultimo avamposto di Septem e della penisola iberiche, con l'eccezione delle isole Baleari, che rimasero sotto il controllo bizantino fino al 902. Alla prima di queste fasi va riferita la costituzione della strategia dei Caravisiani, a cui ho fatto riferimento poc'anzi, e che compare per la prima volta nei Miracula Sancti Demetri, datati all'ultimo quarto del VII secolo, che menzionano lo stratego, appunto, dei Caravisiani, Sisinio. Se secondo Salvatore Cosentino i Caravisiani non segnarono, e cito, an official birth for the Byzantine Navy, fine della citazione, an official birth for the Byzantine Navy, but rather a change of its strategic task more patently offensive, fine della citazione. Secondo Threadgold, invece, essi andrebbero equiparati a un corpo di fanteria marittima, il cui nome deriva proprio da uno dei termini greci usati per indicare la nave, caravis. Infine Zuckerman ha cogentemente legato l'apparizione della flotta, e non del tema, secondo lui, dei Caravisiani, dall'adozione da parte di Costante II della nauticatio, ovvero di una corvée mutuata da una tassa araba sulle popolazioni della costa levantina,
in particolare, come evidenziato, quelle copte, egiziane, per costruire ed equipaggiare la flotta. Al di là del dibattito storiografico sul carattere tematico o meno dei caravisiani, appare evidente l'intento da parte di Costante II di privilegiare il settore centrale del Mediterraneo e proteggere la Sicilia, che divenne base logistica e operativa dei caravisiani e che costituiva il cuore strategico ed economico di quello che ancora Cosentino ha definito come il nodale, e cito, Imperial Corridor, spanning from Cyprus to the Balearics, for the Byzantine government clearly tried to exploit the agricultural resources of the Mediterranean islands. Fine della citazione. Infatti la Sicilia era stata risparmiata dalla devastazione della guerra gotica e fino a quel momento non aveva quasi subito alcun attacco da parte araba. L'isola quindi rappresentava la testa di ponte ideale per campagne militari contro gli arabi che avanzavano in Nord Africa e che avrebbero potuto essere appoggiate dalla flotta, che infatti accompagnò Costante II nel suo viaggio, che da Costantinopoli lo portò via Atene e Taranto a Siracusa. Se le fonti, in particolare quelle bizantine e arabe, hanno attribuito alla venuta di Costante II in Italia ragioni diverse e anche fantasiose, recenti contributi hanno gettato una luce diversa e appunto mediterranea sulle linee generali della spedizione imperiale. Esse ricomprendevano l'impegno nella riorganizzazione difensiva delle province occidentali, in particolare l'Africa, nella preparazione della flotta e nel ripensamento delle strutture territoriali di natura amministrativa e fiscale deputate al mantenimento di esercito e marina, e infine nel perseguire una politica di riavvicinamento al papato dopo le scosse telluriche causate dalla rottura fra monoteliti e diteliti, attivi soprattutto in Africa, che aveva portato all'arresto ed esilio di Papa Martino nel 654. In questo senso va inteso anche l'intento precipuo di non scalzare il potere longobardo dalla penisola, ma di neutralizzare quanto più possibile la sua compagine meridionale, incardinata sulla Longobardia minor e soprattutto sul Ducato di Benevento. Questo non significa che l'arrivo degli eserciti di Bisanzio non cogliesse il regno in una fase delicata, visto che Grimoaldo si era impadronito del trono solo nell'anno precedente e che si trovò sempre a fronteggiare l'antagonismo di parte delle elites locali, come citato dal professor Azzara questa mattina. Elites forse sobillate proprio dall'oro bizantino, come evidenziato dalla rivolta del duca friulano Lupo, a cui Grimoaldo aveva affidato il regno prima di iniziare la discesa verso Benevento, assediata da Costante II. Tuttavia la rivolta venne presto domata e sebbene una sospetta, in termini di tempistica, campagna dei Franchi contro il regno possa essere messa analogamente in relazione con la sobillatrice diplomazia costantinopolitana, il paricentro dell'azione politica di Costante II sembra essere stato principalmente orientato verso Roma, che visitò, suggellando il compromesso con Papa Vitaliano su posizioni religiose filo-imperiali, e il Mediterraneo centrale, in particolare la Sicilia, dove il viaggio di Costante II terminò. Lo stesso episodio dell'assedio di Benevento, levato all'arrivo delle truppe regie guidate da Grimoaldo, e il successivo accordo fra Romualdo e l'impero sembrano essere il chiaro esito di un intento di vanificare qualsiasi minaccia ai possedimenti bizantini nel meridione, in vista di una mobilitazione anti-araba, più che un serio tentativo di scalzare i Longobardi anche solo dal Ducato di Benevento. Non è un caso in questo senso che solo successivamente all'assassinio di Costante II a Siracusa nel 668, Romualdo riuscì ad espandere i possedimenti ducali in Puglia, occupando Taranto e Brindisi, mentre Paolo Diacono racconta che, e cito, dei Saraceni arrivarono con molte navi, invadendo la Sicilia ed entrando in Siracusa facendo una grande strada di gente. Fine della citazione. Probabilmente si trattò della flotta egiziana che nel 669 svernò in Sicilia dopo un attacco all'Africa bizantina. Questi due ultimi episodi, e mi avvio alla conclusione, simboleggiano il fallimento del tentativo di Costante II, anche se Bisanzio non abbandonò mai le province occidentali, e in particolare le isole tirreniche al loro destino, sebbene il figlio e successore Costantino IV, domata la rivolta degli assassini del padre in Sicilia, dovette preoccuparsi di fronteggiare il secondo assedio arabo della capitale, e qui credo che il professor Prigent domani abbia molto da aggiungere. Nonostante il successo delle sue sullodate campagne militari contro Bisanzio, tanto nel sud quanto nel nord della penisola, anche il tentativo di Grimoaldo di unificare sia le diverse compagini territoriali che le frammentate anime sociopolitiche delle elite del regno si infranse alla sua morte nel 671. Infatti il famoso trattato di pace con i Longobardi del 680, che normalizzò le relazioni politiche fra regno e impero, spianò la strada al trasferimento definitivo e ufficiale della monarchia longobarda alla fede cattolica e infine sancì il ritorno a una piena sintonia fra Costantinopoli e la Chiesa di Roma. Appunto, questo famoso trattato di pace determinò un maggiore coinvolgimento delle elite regionali bizantine negli affari locali,
come ben simboleggiato dalla parabola storica dei ducati tirrenici bizantini di Napoli, Gaeta ed Amalfi. A questo fecero seguito l'elezione della Sicilia Tema sotto Giustiniano II, il trasferimento dei quadri amministrativi fiscali e della zecca da Cartagine alla Sardegna, e infine il mantenimento degli avamposti di Septem fino al 711 e delle Baleari che, come abbiamo visto, caddero nel 902. Il Mediterraneo centrale e la penisola entravano in un'epoca nuova e diversa, caratterizzata dalla presenza di una frontiera marittima che divideva il mondo bizantino da quello califfale, da decisi raids arabi contro le isole e le coste tirreniche e ioniche, dalla divergenza politica fra papato romano e Costantinopoli, culminata con la confisca dei patrimoni ecclesiastici della Chiesa romana e nella polemica iconoclasta, e infine del deciso tentativo dei Longobardi di scalzare Bisanzio dai suoi possedimenti italici, simboleggiato dalla presa di Ravenna nel 751. Senza ovviamente saperlo, Grimoaldo e Costante II avevano di fatto visto l'alba di quell'epoca, un'epoca di un Mediterraneo frammentato, sebbene non diviso da un confine pirreniano, quella di una coinea insulare costiera che univa i mondi bizantini mediterranei, e infine quello dell'ascesa della monarchia carolingia, che con califfato e impero caratterizzò la politica e la socialità mediterranea fino alla fine dell'Alto Medioevo. Grazie. Grazie al relatore Luca Zavagno per averci mostrato come aver portato all'attenzione questo periodo che si sta rivelando sempre più cruciale, quello cioè del trasferimento della Basileia a Siracusa con Costante II, dal momento che diciamo per decenni è stata molto ridotta a una specie di fuga incomprensibile conclusa col suo assassinio. Invece proprio è stata nella realtà, e leggendo le fonti lo si può comprendere, proprio un tentativo di difesa effettuata da un polo cruciale come quelli che abbiamo visto prima, cioè la Sicilia, ecco, che era anche una base annonaria molto importante per l'impero, giusto? E passiamo adesso, grazie a lei, passiamo adesso a Vasco La Salvia con questo intervento. Vasco La Salvia dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara. Questo intervento sulla staffa fra Avari, Longobardi e le steppe dell'Asia centrale, cioè dilatiamo ulteriormente il quadro, ma Vasco La Salvia, ho letto dei suoi contributi, si è anche occupato di diffusione della ceramica nel Kerala, nello Sri Lanka, giusto? Ceramica tardo-romana e sassanide, per cui è abituato a viaggiare. Grazie. Grazie a lei. Sì. Grazie a lei della splendida presentazione, ringrazio gli organizzatori per avermi voluto qua, cercheremo di andare avanti nel più breve modo possibile. E naturalmente il famoso passo di Paolo Diacono, il libro quinto, passo 29 nella storia dei Longobardi, nel quale si fa menzione della concessione fatta da Romualdo, duca di Benevento, in nome del padre Grimoaldo, appunto Rex Lombardorum, di un vasto territorio compreso fra Boiano, Sepina di Sernia, ai Bulgari guidati dal duca, poi Gastaldo al Seco, apre un'interessante finestra su una serie di questioni storiografiche che diciamo io cercheremo di seguire facendo riferimento alle più tradizionali categorie interpretative della disciplina archeologica a cui il professor Rodili faceva riferimento poc'anzi. I punti che si aprono al nostro orizzonte sono l'importanza delle vie della seta per la circolazione di uomini, cose, idee da Oriente verso Occidente, e quindi l'importazione di manufatti e modi di produzione sconosciuti all'orizzonte tecnico-produttivo romano-mediterraneo e più in generale dell'Occidente, da un lato. Dall'altro, in alcuni casi particolari, il ruolo dei nomadi
delle steppe nella storia, diceva di recente il professor Giovanni Curato, famoso islamista, che appunto le popolazioni nomadiche sono come le api nella storia e le loro strategie sociali servono un po' come da impollinatori nel corso della storia dell'intero mondo. E alcuni casi particolari, appunto nel caso dell'equipaggiamento del Cavaliere, mettono bene in luce questo fenomeno e sottolineano l'importanza delle popolazioni nomadi come elemento centrale in questa catena di trasmissioni di conoscenze. Dal momento che non solo mi è stato assegnato un argomento specifico e che inoltre la vastità cronologica e geografica del tema, la questione ruota appunto intorno al rapporto fra nomadi e sedentari, cercheremo di limitare appunto il focus di questa vicenda intorno specialmente alle relazioni fra Avari e il regno dei Longobardi, estendendola a quella che io più volte ho cercato di definire come l'area merovingia orientale e quindi coinvolgendo le zone di cultura archeologica alamanno bavara, zone che presentano una facies archeologicamente piuttosto omogenea per distribuzione e concentrazione di prodotti. Sì. Quindi molto brevemente, a volo d'uccello, senza voler essere in nessun modo esaustivo, direi che per puntualizzare alcune cose, la storia di questo rapporto, di questa storia dell'importanza delle steppe comincia nel corso del primo millennio, alla fine del primo millennio, l'inizio del secondo millennio, con l'adozione della monta, con l'arco e del morso con le briglie, che rappresentò una pietra miliare nel controllo dei cavalli, favorendo appunto lo sviluppo del combattimento equestre e del nomadismo pastorale. Una storia che noi sappiamo appunto all'inizio del primo millennio favorisce l'inizio di questa storia. Gli Sciti e i Sarmati sono i grandi conquistatori delle steppe euroasiatiche in questo periodo e danno l'idea della forza, dell'importanza che poteva avere la cavalleria dal punto di vista strategico militare, che poi sarà ripercorsa nel corso dei secoli appunto dalle orde degli Unni fra IV e V, da quelle degli Avari fra VI e VII, dai Magiari nel IX e infine dall'Orda d'Oro di Gengis Khan fra XII e XIII secolo. Tuttavia, l'introduzione di un elemento fondamentale durante il periodo post-Han, come viene chiamato, dal III secolo in poi, è uno dei punti di svolta cruciale, è l'introduzione della staffa. L'introduzione della staffa che comincia appunto in una zona che è fra dall'attuale Cina diciamo nord-occidentale e le steppe della Manciuria e della Mongolia. I primi dati provengono appunto da tombe dello Xinjiang che sono relative al IV secolo e al V secolo. Alcune di queste iniziali, come quelle che vedete in basso a destra, erano fatte di legno di gelso ricoperte poi di lamine di metalli più o meno preziosi, bronzo o spesso poteva essere anche argento, ma è tuttavia con l'epoca Tardo Sui e soprattutto Tang che si realizza diciamo il prototipo che poi sarà quello che troveremo diffuso anche nelle steppe dell'Europa occidentale e poi anche nelle aree mediterranee. Questa tipologia diventa quella classica, trovandosi anche riprodotta poi sul cavallo dell'imperatore Tang Taizong, che vedremo in seguito, e si diffuse in modo uniforme in tutta l'Asia, divenendo appunto il prototipo principale delle staffe che giunsero a partire dal V-VI anche in Europa, dal momento che staffe della stessa tipologia e forma, sia in lega di rame che in ferro, si trovano ampiamente rappresentate nelle sepolture degli Avari in Ungheria nel bacino dei Carpazi. Questi reperti archeologici, che sono datati abbastanza con precisione grazie alla stratigrafia delle tombe e ad altri metodi di datazione, forniscono una finestra preziosa dunque sul trasferimento di tecnologie
e di elementi culturali tra le popolazioni nomadi e le civiltà sedentarie, illuminando le complesse dinamiche che hanno modellato il panorama bellico del periodo delle grandi migrazioni. La presenza di staffe anteriori al VII secolo in Europa è confermata dai ritrovamenti della regione del Medio Volga, in cui questi oggetti appaiono già nel tardo V secolo e nella prima parte del secolo successivo. Una staffa con anello di sospensione allungato è stata rinvenuta in una tomba presso Burakovo, presso Samara in Russia, assieme a una spada lunga a doppio taglio e una cintura lavorata a traforo nello stile cosiddetto di Martinovka, datata appunto fra la seconda metà del VI e l'inizio del VII secolo. In un tale contesto, dunque, le staffe avariche dell'Ungheria non sarebbero più considerabili come le prime in Europa. L'assenza di ritrovamenti di staffe con anello di sospensione allungato fra il Medio Volga e il Medio Danubio pone tutta una serie di problemi sull'effettiva percorrenza che questi oggetti avrebbero dovuto percorrere. Comunque il ritrovamento di manufatti del genere, diciamo, in un largo orizzonte geografico che corre fra il bacino dell'Altai e fra le zone comprese fra Russia, Kazakistan e Mongolia, sembrano poter farci protendere verso un'attribuzione appunto agli avari di questa importazione verso Occidente, nonostante i problemi proposti più volte dal collega Channa Balint, che ha rivisto più e più volte tutto questo materiale con estrema attenzione. I reperti altoavarici ungheresi di queste staffe con anello di sospensione allungato sono riconducibili molto spesso a una data anteriore al 600, specialmente per quanto riguarda alcune necropoli, in particolare quella di Szentendre e soprattutto quella di Körnie, che vedrebbe appunto le prime deposizioni iniziate fra l'ultimo terzo del VI e l'inizio del VII secolo. Ma veniamo all'Italia e a Grimoaldo e poi anche ai nostri bulgari di Campochiaro e vicende. In Italia sono attestate diverse località in cui le staffe sono state rinvenute e diciamo messe in luce. Come si direbbe, punto tornato indietro, volevo ribadire il fatto che la possibilità di una diretta, come vedremo, acquisizione dei Longobardi dell'utilizzo della staffa già a partire dalla loro relazione privilegiata con gli avari nell'ultima fase della loro presenza in Pannonia è diciamo possibile facendo riferimento allo stato delle ricognizioni delle sepolture pannoniche, pur lasciando da parte appunto il controverso caso del cimitero di Varpalota, nel quale appunto alcuni ricercatori hanno individuato la mancanza di soluzione di continuità fra le sepolture dei Longobardi e quelle degli Avari. Certamente importante è da ricordare la necropoli di Sexard Bogislo e dell'area cimiteriale di Zamardi, nella quale esiste certamente una forte continuità di costume germanico occidentale e assieme alla deposizione di corredi avarici. Così come è da sottolineare il fatto che il 70% delle staffe altoavariche proviene proprio dalla zona della cosiddetta Pannonia ex Longobarda, cioè dallo stanziamento, dai luoghi di stanziamento in Pannonia dei Longobardi. E dunque è plausibile un precoce e diciamo accoglimento in situ da parte della cavalleria longobarda dell'uso di questo strumento. Comunque, senza dilungarci sulla
questione del percorso esatto, delle modalità di trasferimento, come vi dicevo appunto, le staffe sono state trovate anche sul territorio italiano, e alcune di queste, in particolare presso le necropoli di epoca longobarda di Vicenna Campochiaro, in Molise, Casteltrosino, Ascoli Piceno e la Selvicciola presso Ischia di Castro, in provincia di Viterbo, in Ungheria, pongono una serie di questioni perché presentano delle facies, diciamo, tipologicamente e archeologicamente che richiamano in modo puntuale oggetti più o meno coevi che sono stati invece rinvenuti nelle steppe e in Cina. E quindi ci aiutano a ricostruire un contorno per il quale, fra l'altro, il regno longobardo, invece di essere considerato semplicemente un'appendice periferica del regno franco, come ho avuto più volte modo di dire, in realtà sembra essere, insieme appunto all'intera area merovingia orientale, un luogo fondamentale e centrale dal punto di vista culturale ed economico per la diffusione di elementi, oggetti e cultura dall'Europa centro-orientale verso l'Europa occidentale e mediterranea. Se diciamo, alcune staffe si trovano diciamo, decontestualizzate, oppure come nel caso della grande necropoli piemontese purtroppo di Borgomasino, una necropoli che doveva contare oltre 100 tombe, ma la cui facies archeologica è stata completamente dispersa, essendo stata manomessa già in antico e in epoche precedenti, e quindi rimane difficile ricostruirla propriamente. In altri casi invece abbiamo la possibilità di costruire un percorso che ci consente di vedere più da vicino alcuni fenomeni culturali, tecnico-culturali direi. In primo piano, naturalmente, come abbiamo già avuto modo di vedere, come altri colleghi prima di me, forse anche meglio, hanno già fatto, per esempio il collega ebanista qualche anno fa fece una bellissima ricostruzione riassuntiva dello status questionis, la necropoli di Campochiaro Vicenne, in cui appunto diciamo, la facies archeologica e lo schema del cimitero si ricollega pienamente a quello delle necropoli avariche dislocate in Baviera, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, dove si è osservato che le tombe dei cavalieri erano localizzate nella parte centrale del cimitero, mentre nelle zone periferiche lo spazio cimiteriale era organizzato per gruppi familiari. Ma la cosa più importante che diciamo, tengo a farvi vedere è questa. È la tomba 150, una staffa in lega di rame che trova diciamo, i suoi corrispettivi nella metà del VII secolo in alcuni oggetti che sono stati prodotti in area cinese di area Tang, e che, come vedete, trova anche la sua precisa rappresentazione già nel 554 in un basso rilievo che proviene esattamente dalla stessa area. Ma direi che probabilmente non è l'unica somiglianza, perché se guardiamo appunto a quello che nominavamo poc'anzi, cioè la rappresentazione del cavallo di guerra dell'imperatore cinese Taizong del 623 d.C. e la ricostruzione fatta sulla base del corredo archeologico della tomba sempre 150 di Campochiaro Vicenne, direi che, come dire, la somiglianza salta abbastanza agli occhi. Tuttavia non è l'unico caso, perché un'altra necropoli che è di area merovingia orientale, che è quella di Moos-Burgstall, ci presenta una situazione molto simile, in questo caso la tomba 35, e in questo caso riprendo quello che diceva di nuovo, non per piaggeria né per vecchia frequentazione, quello che diceva il professor Rotili e anche quello che diceva Paolo prima di me. Cioè ci troviamo in una situazione in cui l'integrazione della cultura materiale appare abbastanza evidente. Moos-Burgstall, di nuovo una necropoli che in questo caso ci presenta un inumato con staffe,
ma che come a Campochiaro Vicenne ci presenta un panorama dal punto di vista della cultura materiale piuttosto integrato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se a Campochiaro Vicenne troviamo delle chiare indicazioni di un orizzonte culturale orientale nomadico, allo stesso tempo insieme ad esso troviamo però una facies relativa agli armamenti di chiaro stampo germanico occidentale, sax, scudi e spade lunghe a doppio taglio. La stessa cosa appunto a Moos-Burgstall. A Moos-Burgstall in più abbiamo anche questa compartecipazione di elementi anche dal punto di vista antropologico, perché la tomba 3 e la tomba 35 anche dal punto di vista antropologico presentano una facies antropologica che riporta ad elementi mongoli delle steppe e quindi ci riporta alla questione della compresenza di vari elementi. Vari elementi che fra l'altro a Moos-Burgstall ci presentano ancora una volta di più il legame all'interno di quest'area merovingia orientale, perché Moos-Burgstall ha una serie di elementi di corredo che richiamano, anzi sono diretta filiazione delle produzioni dell'Italia longobarda, che quindi si ripresenta come luogo centrale dal punto di vista del commercio all'interno di quest'area che vedeva appunto Regno Longobardo, Alamannia e Bavaria all'interno di un circuito che era piuttosto omogeneo dal punto di vista culturale ed economico. Altra, direi, situazione, la piccola necropoli della Selvicciola, l'Ischia di Castro, una necropoli piuttosto sconosciuta e abbastanza maltrattata. Eppure ecco qua, di nuovo, metà del VII secolo, di nuovo una serie di indicazioni che dal punto di vista della semantica delle decorazioni rimandano all'area alamanna, per quanto riguarda gli schemi decorativi della gemina di queste staffe, e però come vedete in alto a sinistra il prototipo è certamente un prototipo che non è europeo, non è romano, non è greco. Dunque questi barbari, questi avari, questi longobardi effettivamente saranno esistiti da qualche parte. Di nuovo la tomba 33 di Campochiaro Vicenne e la 41 di Casteltrosino, questo Casteltrosino che sarebbe il centro dell'integrazione fra bizantini e longobardi. Su questo molto ci sarebbe da dire su interpretazioni antiche di questa necropoli. Vabbè, lasciamo stare. Sopravvoliamo, come diceva qualcuno, anche in questo caso, come vedete, il prototipo della staffa e la sua facies decorativa è chiaramente estranea al mondo dell'Europa occidentale. Tutte e due le staffe richiamano un modello che è qualcosa di diverso. In questo caso, soprattutto per quanto riguarda la tomba 41 di Casteltrosino, io mi spingerei anche oltre e andrei ad un modello che ritroviamo anche nella tomba, in una tomba pubblicata da Lorenzi qualche anno fa, una tomba di Ormandulo in Ungheria, e in questo caso abbiamo una piccola staffa in osso, perché la staffa 41 è una staffa molto piccola in cui il piede di un maschio adulto non può entrare, e dunque richiama una serie di staffe per montare a cavallo che probabilmente non erano pensate per cavalieri, non erano pensate per guerrieri, ma come appunto mostrano gli affreschi della grotta di Afrasiaib nell'Uzbekistan, erano probabilmente pensate per cavallerizie, per donne. Questo ci riporterebbe con molto piacere dei postmodernisti e della storia e dell'archeologia del genere anche sull'importanza dell'elemento femminile nelle popolazioni nomadiche. Ci vuole sempre, sta sempre bene dirlo. Dunque, questo richiama a una serie
di capacità di mantenere tradizioni da parte di chi produceva questi oggetti, perché questi oggetti erano prodotti da fabbri. Questi fabbri in effetti non erano assenti nel corpus etnico sia dei Longobardi ma soprattutto degli Avari, come dimostra la tomba 166 di Jutas. Di nuovo torno sulla integrazione culturale, perché io non sono un suprematista. La necropoli di Jutas, di nuovo in Ungheria, è una necropoli che dimostra una grande integrazione fra elementi diversi. Ci sono gli Avari, ci sono i romano-provinciali e ci sono i germani occidentali. Jutas c'è un fabbro avarico. Nella zona di Zamardi e nella zona di Sömögi, come potete vedere in questa slide, abbiamo enormi tracce della capacità di lavorazione del ferro da parte degli Avari, che quindi producevano questi oggetti, tanto che le poche analisi metallografiche effettuate su questi oggetti da colleghi, da Zhiniakov, un collega sovietico, e da Piaskowski, un collega polacco, ci danno la possibilità di comprendere che in effetti c'è stata una continuità tecnologica anche dal punto di vista materiale della produzione di questi oggetti, che sono stati prodotti alla forgia, non come ha supposto erroneamente, forse un po' ingenuamente, l'amico, lo posso dire perché è un amico, appunto, Florin Kurta, il collega Florin Kurta. Quindi produzione alla forgia. In ultimo voglio soltanto richiamare all'attenzione il fatto che all'inizio dell'VIII secolo ancora abbiamo rappresentazioni della staffa, chiaramente come dire, che presentano, che richiamano ancora, diciamo, in qualche modo l'elemento orientale e nomadico. E in ultimo entro in un campo che non è mio, ma certamente bisogna riflettere sul fatto che su circa 280 parole di origine longobarda che sono entrate nei diversi dialetti italiani, soltanto 70, cioè il 25%, denotano oggetti. Ma su queste poche parole dobbiamo rimarcare il fatto che staffa è sicuramente un prestito longobardo. Non solo staffa, ma tutte le parti dell'oggetto sono connotate da prestiti longobardi. Lo staffile, cioè la predella che lega la staffa alla sella del cavallo, è un prestito longobardo. Panca, che è la sezione verticale dove si poggia il piede, è un prestito longobardo. Dunque, chiaramente, quello che ho cercato di mostrarvi con celerità e spero anche con un po' di simpatia è il ruolo centrale svolto dal Regno Longobardo e dal Ducato Friulano, con il suo rapporto particolare con gli Avari, e di tutta l'area merovingia orientale, che sono stati tutt'altro che periferici nel VII secolo, che, come diceva Paolo De Vingo prima di me, ha rappresentato certamente un momento di grande vivacità culturale ed economica, prima del grande lutto che, come dice spesso il collega Alzati, porterà sull'Italia l'avvento dei Carolingi. Grazie. Ringraziamo anche il professor Vasco La Salvia per questa interessantissima relazione che ci ha portato dalla Cina alle steppe, all'area longobarda e all'area che lui chiama merovingia orientale. Insomma, mi sembra una definizione molto centrata. Chiamo adesso l'ultima relatrice, che è Silvana Rapuano, di cui abbiamo sentito parlare stamattina perché è vincitrice del premio Cimitila, giusto? E che ci parlerà, ed è l'ultima relazione odierna, ci parlerà del tema dall'area norico-pannonica all'Italia, le produzioni ceramiche. Grazie per la presentazione, buonasera e ringrazio gli organizzatori e i curatori del convegno.
La ceramica stampigliata, definita longobarda, rappresenta un unicum nell'ambito delle produzioni dell'Alto Medioevo documentate in Italia, per la sua limitata cronologia d'uso, per la sua circoscritta distribuzione geografica e per la sua connotazione etnico-culturale. Sebbene si tratti di un prodotto poco diffuso, risulta importante in primo luogo perché è un indicatore archeologico peculiare che consente di individuare siti occupati dai Longobardi, ma anche perché esso contribuì in parte alle trasformazioni tecnologiche e tipologiche delle produzioni ceramiche di transizione tardo-romana nella fase di tradizione tardo-romana nella fase di transizione tra la tarda antichità e l'Alto Medioevo. Come è noto, tale ceramica deriva dal vasellame prodotto in Ungheria alla metà del VI secolo presso Gepidi e presso gli stessi Longobardi. Le ricerche archeologiche in Pannonia, condotte tra il 1957 e il 1978 da István Bona, come appunto citato il professore Rotili, e gli scavi condotti negli anni 90 e negli anni 2000 nella Pannonia occidentale, nel cimitero di Girmot, scavato da Peter Tonka, e nella necropoli di Zoland, scavi condotti da von Freden, Vida e Alt, hanno consentito di conoscere le produzioni diffuse in quest'area. Grazie alle ricerche archeologiche si è riscontrato che in generale nelle necropoli danubiane ad inumazione, riferibili a popolazioni germaniche probabilmente sottoposte al dominio longobardo, oltre al corredo con armi, tipico di personaggi di rilievo, spesso completavano le deposizioni nella nuda terra o in sarcofago di legno le bottiglie e le brocche in ceramica stampigliata o a stralucido, simili a quelle dei Gepidi insediati nel bacino del Tibisco e in Transilvania. Nella fase sub-danubiana dello stanziamento longobardo si documentano ancora, stranamente, alcune sepolture ad incinerazione, esclusivamente nei territori occupati durante la seconda ondata migratoria. In tale sepolture erano depositate insieme alle urne ancora vasi realizzati a mano, con tecnica simile a quella impiegata nei insediamenti nord-danubiani e germanici. Per la precisione, brocche e boccali asimmetrici relativi a offerte di vivere e bevande, di foggia che rinvia a produzioni più antiche. In effetti, durante la permanenza in Pannonia, la ceramica usata dai Longobardi aveva subito un notevole cambiamento. Quando raggiunsero il Danubio, impararono a usare il tornio e durante il loro soggiorno in Pannonia realizzarono le nuove forme ceramiche. La percentuale di vasellame ornato con solchi verticali e obliqui e decorazioni impresse diminuì per essere sostituita da vasi piriformi prodotti al tornio ornati con motivi geometrici impressi. Tale ceramica, caratteristica delle aree pannoniche, giunse in Italia con la migrazione longobarda. A lungo si è pensato che il vasellame rinvenuto nelle regioni italiane fosse originario della Pannonia e che i Longobardi l'avessero portato con sé utilizzando solo per scopo o funerario. Ma von Essen già nel 1968 aveva compreso che il vaso di numeri riscontrato era troppo elevato per poter sostenere tale ipotesi ed aveva quindi considerato che il nord della penisola potevano essere attivi centri di produzione tra Piemonte e Lombardia. A conferma di tale intuizione sono giunti in seguito i risultati di diverse analisi archeometriche realizzate negli ultimi anni. Ad esempio le analisi condotte sui reperti di Vico Fertile, Sant'Agostino e Colecchio nel Parnense, molto simili ai manufatti di Santa Giulia, Casteltrosino, Nocera Umbra e Fiesole. Le analisi hanno attestato l'uso di materie prime locali. Ancora, l'analisi mineralogica condotta su campioni dell'area di Torino ha indicato la compatibilità dell'argilla con l'area della pianura a nord di Vercelli, attraversato dal fiume Sesia, individuando un possibile areale produttivo e di approvvigionamento.
Gli ateliers, tuttavia, non sono attestati. Si ricordano solo 2 forni artigianali rinvenuti nell'area del Capitolium bresciano. Sebbene il vasellame longobardo sia attestato in forme simili e costanti in Italia settentrionale e in parte anche nel centro, in Toscana e in Umbria, si registrano comunque alcune differenze. I manufatti in Veneto e in Friuli sembrano essere di una derivazione pannonica più netta, mentre nelle regioni più occidentali, in Lombardia e in Piemonte, dove si ha peraltro la maggiore concentrazione di ritrovamenti, si denota la predominanza di corpi ceramici meno depurati, pareti più spesse, forme piuttosto tozze, talvolta irregolari e asimmetriche. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche e morfologiche, tale ceramica comprende manufatti ad uso potorio e da mescita, realizzati con argilla depurati, cotti uniformemente, spesso in ambienti riducenti, ed era ceramica da mensa. L'interpretazione di un uso esclusivo, simbolico rituale di cui già accennato prima, un tempo attribuito a questo prodotto perché prevalentemente noto da sepolture, è stata superata dopo i ritrovamenti in contesti insediativi urbani, rurali e castrensi. Il repertorio morfologico appare piuttosto limitato: fiasche, bottiglie, bicchieri e brocche, quindi tutte forme chiuse. La decorazione a stralucido rimanda alla tradizione ornamentale sviluppatasi particolarmente ai primi del VI secolo in Moravia e Austria meridionale. Consiste in intreccio di linee, reticoli e triangoli, talvolta simili a rami intrecciati. La decorazione impressa a stampo discende invece dalla tradizione ceramica romana e tardoromana. Comprende motivi a forme geometriche, semi di melone, foglie, croci, cerchi, fiori, vortici, zigzag, linee spezzate, ovali, riempiti da più serie di riquadri quadrettati e reticolati, disposti in più file meno regolari e fitte. Tornando alla diffusione nel territorio italiano, secondo i dati finora editi, le necropoli di Nocera Umbra è il sito più a sud dove sia stato riscontrato questo particolare tipo di ceramica. Si documentano solo 2 forme stampigliate e a stralucido, materiale residuale della prima migrazione, come ha spiegato precedentemente Paolo De Vinco, mentre sono attestate, come in altre località, ceramica di tradizione romana e boccaletti con morfologia derivante dalla tradizione germanica priva di decorazioni. Lo stesso tipo di boccaletto è documentato a Fiesole e Pistoia, insieme a brocche e bottiglie, ma con decorazioni incise e a linee parallele ondulate, quindi con motivo decorativo che rimanda alla tradizione tardoromana. In Campania, alcuni ornati impiegati su manufatti databili tra il VII e l'VIII secolo suggeriscono una influenza germanica sulle dinamiche produttive delle ficule locali. Si fa riferimento in particolare ai motivi ad arco radiale, a graticcio, a spina di pesce, riscontrati su numerosi esempi di vasellame ad uso potorio e funerario, dipinto a banda rossa, ma anche ricoperto di ingobbio. I recipienti in questione, studiati da Rosa Fiorillo, provengono principalmente da contesti d'appartenenza della società aristocratica longobarda. L'area paleaziale arechiana di Salerno, la chiesa di Santa Maria Rota a Mercato San Severino, la zona a ridosso del complesso di Santa Sofia a Benevento, l'area del Passo dell'Orco tra Nucera e Castel San Giorgio. La circolazione di tali manufatti sembra oltrepassare raramente i confini regionali campani. A Benevento i ritrovamenti di ceramica direttamente connessi a contesti longobardi riguardano aree sepolcrali. Le principali aree funerarie extraurbane di età longobarda erano dislocate soprattutto a nord della città, nelle contrade Pezzapiana e San Vitale, oltre il ponte romano che, scavalcando il fiume Calore, consentiva l'ingresso della via Latina in Benevento. La necropoli di contrada Pezzapiana, che occupava un'area piuttosto estesa, comprendeva
compresa tra via Valfottore e viale Principe di Napoli, venne impiegata dalla fine del VI secolo agli inizi dell'VIII, come suggeriscono i numerosi manufatti rinvenuti nel 1927 in tombe, manufatti analizzati da Marcello Rotili: armi, spade, sax, cuspidi di lance, asce, scudo, speroni, gli elementi di cintura, collane, oreficerie. Purtroppo non sono stati eseguiti scavi sistematici nell'area, fatta eccezione di uno scavo condotto dalla Soprintendenza archeologica nei primi anni 2000 in via Valfottore. Sempre intorno agli anni 30 del secolo scorso fu intercettato un sepolcreto incontrato epitaffio. Scusate, ecco qua. Provenienti dalle tombe incontrate a Pezzapiana, in parte dall'area sepolcrale sita incontrata epitaffio, erano anche manufatti di ceramica locale, ingobbiata, steccata e dipinta. Si tratta di forme chiuse, brocche e boccali, che presentano un impasto poco depurato. Hanno la superficie esterna rivestita interamente o parzialmente da un ingobbio di colore rosso e bruno. In alcuni casi sono presenti anche motivi decorativi a incisioni, linee dritte e ondulate, ottenute con un punteruolo. Le brocche presentano per lo più un orlo estroflesso, con versatoio, corpo globulare o ovoidale, fondo a disco. Tra i reperti, quello che desta maggiore interesse è il boccaletto, di piccola dimensione, con orlo arrotondato estroflesso, corpo piriforme, piede ad anello, ansa liscia, che sembra presentare reminiscenze morfologiche di tradizione germanica. È ingobbiato e steccato, l'impasto è depurato e ricorda molto i boccaletti della stessa fattezza rinvenuti nei contesti sepolcrali di Orago e Nocera Umbra. Sempre nel deposito del Museo del Sannio sono conservate forme chiuse riferibili a ritrovamenti ancora del 1938, questa volta in contrada Crocefacchiano, ubicata nell'area immediatamente a nord della città, nella fascia collinare posta a destra del fiume Calore, e la località era occupata verosimilmente da un'altra necropoli extraurbana. Si tratta di 9 brocche, boccaletti e piccoli recipienti pertinenti ancora alle classi dell'acroma, dell'ingobbiata, della dipinta in bruno e rosso, della steccata, inquadrabili fra il V e il VI secolo. I reperti conservati nel Museo del Sannio sono molto omogenei nelle loro fattezze e rimandano in generale alla produzione tardo-antica campana, confermando un fenomeno già attestato altrove nei principali centri meridionali di occupazione longobarda, ovvero il forte processo di assimilazione culturale tra i nuovi venuti e le popolazioni romano-bizantine. I longobardi staziati nell'Italia meridionale infatti non adoperarono il tipico vasellame germanico, ma i prodotti delle officine locali, ciò molto probabilmente a causa dell'assenza di ceramisti specializzati e dall'esigenza di stoviglie più moderne, dovute a cambiamenti di gusti e costumi. Ancora un'ulteriore considerazione va fatta al contesto di provenienza dei reperti esaminati, sepolture nelle quali veniva deposto un corredo. La presenza di brocche dovrebbe far riferimento all'offerta di bevande che, unitamente a quelle di viveri, connota la ritualità funeraria dei Longobardi e delle popolazioni affine. Va tuttavia ricordato che le brocche contenenti l'acqua lustrale figurano anche nelle sepolture di romanici, certificandone l'appartenenza alla comunità cristiana, usanza forse assorbita dai Longobardi che si andò ad sovrapporre l'antica prassi funeraria. In conclusione, lo studio della ceramica permette di individuare e tracciare il percorso delle migrazioni dei Longobardi e delle altre componenti etniche allora aggregate nel tempo, ma soprattutto dalle prime tracce archeologiche degli stanziamenti pannonici alla costituzione del loro dominio in Italia, la ceramica è il riflesso materiale dell'evoluzione culturale e integrazione sociale di questo popolo con le comunità che incontrava. Grazie. Ringraziamo anche la dottoressa Rapuano che ci ha permesso di concludere questo percorso sulle forme della cultura materiale, dalla staffa alle ceramiche, ai modi dell'inumazione, arricchito però dei punti di vista
di questo pomeriggio su diversi settori. L'appuntamento è per domani, però lascio la parola, giusto? Solo una comunicazione di servizio, una comunicazione. Al termine della prima giornata di lavori sarebbe bello fare una foto sul palco con tutti i relatori, col presidente, insomma tutti quanti voi, tutti i relatori sul palco. Qui c'è il fotografo, eccolo qua, no? Lui vi dà le indicazioni e possiamo salire sul palco. Grazie.